Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Nuovo Probiotic K Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Buona visione da Herboplanet. Integrazione naturale di alta qualità. Dalla maestria dei laboratori Herboplanet nasce la gamma degli oli essenziali HT. Oli essenziali microincapsulati sotto forma di capsule gastroresistenti. Grazie alla tecnologia a lento rilascio, i principi attivi vegetali vengono assimilati in maniera stabile nel tempo. Oli essenziali microincapsulati prodotti a base di principi naturali per il benessere gastrointestinale. Herboplanet, filosofia antica e tecniche moderne. Azienda italiana di integratori ad alta qualità. Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento in diretta con Box Salute. Come avete potuto vedere dal titolo, questa puntata affronterà il tema dedicato all'antibiotico resistenza, dagli oli essenziali possibili soluzioni. Abbiamo con noi un medico che voi amate molto, anch'io amo altrettanto. Stiamo parlando con il dottore Gabriele Prinzi, che salutiamo e che ringraziamo. Come sempre lei arriva di corsa dalla Sicilia, questa volta credo che il viaggio sia andato un po' meglio, è arrivato in aereo, non c'è stato nessun disguido di... A parte una mezz'oretta di ritardo, no, non c'è stato quello nessun... è canonico, no? Intanto grazie sempre per la vostra ospitalità, gentilissimi, e soprattutto anche per il pubblico che mi ama, anche per quello che non mi ama, però sempre bisogna grazie. amare comunque tutti, L'amore, no? È una bellissima emozione, sicuramente meglio del fastidio, dell'odio, meglio l'amore che altro. Allora, anzitutto le chiedo come sta, lei è molto preso sempre con i suoi pazienti, diviso tra la Sicilia... Tra Sicilia, Roma e Cesena, dove per ora faccio ambulatorio. Il lavoro sta andando bene, i suoi pazienti proseguono con... Il lavoro va bene nel senso che la mia fortuna, io ho una buona intuizione e una buona esperienza clinica. È un bel bagaglio terapeutico che magari manca ad altri. Ecco, allora lo ricordiamo che lei è anche l'autore del libro Ascolta la tua pancia, insieme sì, anche alla dottoressa Livia Emma avete scritto le ricette di Ascolta la tua pancia per un intestino felice. Lei è medico chirurgo, gastroenterologo, ha lavorato per diversi anni negli ospedali in medicina d'urgenza. Sì, in chirurgia d'urgenza. In chirurgia d'urgenza, sì. Quindi interveniva nei momenti veramente, diciamo così, drammatici, no? Quando... La mia specialità è quella di chirurgia addominale d'urgenza, quindi la conoscenza della fisiologia e dell'anatomia sono fondamentali. È difficile per un gastroenterologo conoscere l'anatomia come la conosce chi ha dovuto rischiare la vita di un paziente in sala operatoria quando succedono le cose più brutte, quando per necessità bisogna aprire una pancia e non riconosci più niente di quello che c'è dentro. Quindi la conoscenza dell'anatomia e come funziona l'intestino, così come la conoscenza della medicina interna che ci ricorda da dove è stata sepolta che l'intestino non vive da solo ma è vicino ai reni, che lo stomaco è sovrapposto al pancreas, che c'è l'utero davanti alla vescica. Quindi questa conoscenza dell'anatomia e della medicina interna dovrebbe accompagnarci sempre, tenendo conto che, ahimè, da un lato la letteratura internazionale e dall'altro l'università hanno invece seguito le cliniche, quindi hanno spezzettato, hanno preso l'essere umano, uomo o donna che sia, e l'hanno spezzettato, per cui a volte si va da un medico per un problema di occhio, per un problema di orecchio, un problema di stomaco, gli si fa una domanda su un altro organo e lui risponde
deve rivolgersi allo specialista di quell'organo lì. E quindi noi così perdiamo di vista l'essere umano. E malattie come la sindrome dell'intestino irritabile, le malattie gastrointestinali funzionali, non le possiamo capire se non vediamo tutti gli organi uniti da un'unica circolazione, da un unico sistema nervoso, da un unico sistema immunitario e ricoperti dallo stesso tappeto, chiamiamolo così, di microrganismi. Se tu non vedi queste cose non puoi capire le malattie dell'uomo, e ce lo dice Ippocrate, ce lo diceva 2500 anni fa. Quindi è curioso che nel 2023, con tutta la letteratura che abbiamo, noi continuiamo ad andare a guardare il particolare, ma guardando il particolare vediamo la manifestazione, ma la causa non è lì. La causa è 9 volte su 10, in qualche maniera è coinvolto l'intestino. Lo squilibrio dei microrganismi che vivono nell'intestino, solo nel colon abbiamo il 70% di tutti i microrganismi del corpo. Quindi se manchi quello, se non hai quel tipo di visione, questo è il modo in cui sto iniziando il libro che sto completando per Mondadori, no? Inizia così, è un discorso di visione. Se non una vedi... visione un po' opposta rispetto ai gastroenterologi della medicina ufficiale, no? Rispetto alle urgenze dell'ospedale. Cioè lei si era accorto che quando doveva intervenire era già un po' troppo tardi, no? Nell'urgenza, cioè nel senso bisognava lavorare prima. Nell'urgenza arrivano le cose che arrivano, là non puoi fare una selezione. Però se sei capace di capire perché la stragrande maggioranza delle persone hanno un problema, facciamo un esempio banale, no? Le gastriti e i reflussi. 1/3 della popolazione italiana soffre di gastrite o reflusso, più reflusso che gastrite. Quindi se tu hai la possibilità di capire che cosa lo genera e di insegnare alle persone quali sono le modalità, le abitudini di vita, la qualità del cibo, la serenità, anche il lavoro, chiamiamolo psicosomatico a tutti gli effetti, ti metti nelle condizioni, per chi vuole, di poter fare prevenzione, di evitare di finire in un ospedale, perché noi ci siamo dimenticati... Prevenzione e magari anche non utilizzare dei farmaci che hanno effetti collaterali piuttosto pesanti, certo. Magari anche terapie antibiotiche protratte nel tempo e che causano quindi antibiotico resistenza, certo, gastroprotettori, no. Insomma, diciamo che... Per onestà non esiste un farmaco, non esiste una pianta che non abbia effetti terapeutici. Quelli che chiamiamo effetti collaterali sono effetti che non voglio. Quindi quando io uso un farmaco, faccio un esempio, l'aspirina, per togliere il mal di testa, io contemporaneamente sto andando a modificare la capacità del sangue di coagularsi. Se io questa cosa lo so, me la posso giocare. Se io faccio finta che i farmaci non abbiano nessun effetto collaterale, purtroppo negli ultimi 3 anni è assorta, cioè è venuta fuori quella scienza che io non riconosco, dove non esiste il confronto e dove i farmaci, in particolare quelli che vengono iniettati, sono totalmente privi di effetti collaterali. E io mi domando, quale farmaco è privo di effetti collaterali? Se però io da chirurgo in sala operatoria devo operare un intestino, sono obbligato a usare 2 o 3 antibiotici, non posso farne a meno. Quindi se so che per salvare la vita del paziente ho bisogno di quel tipo di terapia, però so quali sono gli effetti collaterali, che sono prevedibili o prevenibili, posso intervenire. Se io invece faccio finta che l'antibiotico non abbia effetti collaterali e sto violando il 13° articolo del codice deontologico medico, perché è scritto lì, se io faccio finta che non abbiano effetti collaterali, allora ci sono questi fenomeni inspiegabili. Come mai il paziente ha quel problema? Ah, non lo so. Vatti a vedere gli effetti collaterali dei farmaci. I pazienti che vengono da lei, solitamente quanti farmaci hanno assunto, quante campane hanno sentito, in che condizioni li trova? La stragrande maggioranza di loro o ha avuto un problema con la nascita, quindi è nato da un parto non normale, è stato allattato o poco o niente, o ha avuto un allattamento misto, e le infiammazioni da proteine del latte vaccino, che hanno un nome specifico, sono allergie non IgE mediate, vengono scambiate per infezioni, quindi i neonati o bambini piccolissimi trattati con 1, 2, 3, 4 antibiotici. Però se già hanno avuto poco latte dalla mamma, quindi hanno poco microbiota dalla mamma, e in più tu utilizzi un antibiotico, 2 cose sono certe. Gli stai distruggendo l'eredità batterica materna e contemporaneamente stai favorendo la candida, perché a partire dalla penicillina, che prende il nome dalla muffa Penicillium notatum, 9 dei 10 antibiotici che noi utilizziamo normalmente provengono o dalle muffe o dai funghi o dalle candide.
Quindi immagina di sparare su una superficie grande quanto un appartamento di 250 metri quadrati, spari una bomba atomica selettiva per i batteri. Lascia un buco, perché i batteri morti lasciano un buco, quello spazio da chi viene occupato? O dai batteri resistenti agli antibiotici, oppure da quei microrganismi come candide e muffe che sono fisiologicamente insensibili. E questa cosa noi la sappiamo dagli anni 50, poi improvvisamente si dimentica. Così quando io sento di certi specialisti che dicono ai pazienti no, ma la candida ce l'abbiamo tutti, e magari hanno la candida fino ai capelli, perché lo vedi dalla lingua, lo vedi dalla vagina, lo vedi dall'ano, e gli dicono la candida ce l'abbiamo tutti. Ecco, io penso che ci siano professionisti che hanno studiato in qualche università del terzo mondo e altri che si aggiornano. Questa è la differenza che io vedo, è ovviamente una situazione a macchia di leopardo, però a me arrivano quei pazienti lì. L'ultima, e l'ho pubblicata questa cosa perché mi sono indignato, una paziente che paga di tasca sua un esame che si chiama Brit Test al lattulosio. Il Brit Test è un esame tra l'altro convenzionabile. Quando lo porta al suo specialista che gli fa una gastroscopia, gli dice guarda, ho fatto questo esame, ho una SIBO. La risposta è stata no, ma questi esami non sono riconosciuti dalla letteratura, non sono riconosciuti dalla medicina. Io a questa signora ho risposto dandogli una PDF pubblicato dalla Società Italiana di Medicina Generale nel 2013, dove riconoscono e modulano l'utilizzo del Brit Test al lattulosio per la diagnosi. Adesso poi ci arriviamo in maniera dettagliata, spieghiamo cos'è anche questo test, come avviene. Partiamo quindi da una patologia ovviamente collegata all'apparato gastrico, ovvero la SIBO, no? Partiamo da qui. Vi ricordo che siamo in diretta, che quindi potete interagire con noi utilizzando sia WhatsApp al numero 0372 59 31 22, oppure se volete parlare direttamente con il dottor Prinzi, che è qui e potrebbe rispondervi anche al telefono, e quindi potete interloquire con lui direttamente facendo domande e risposte, potete utilizzare il numero che vedete in sovraimpressione. Vi risponderà la nostra segretaria e poi verrete ricontattati nel momento dedicato appunto alle telefonate. Non abbiate esitazione, potete mandare tutti i vostri quesiti, il dottor Prinzi non segue i protocolli classici, quindi scordatevi insomma la medicina, quella ufficiale, dedicata alle patologie anche se lui le conosce, le ha utilizzate e tutto. Allora, veniamo un pochino alla SIBO, no? Sì. Innanzitutto spieghiamo questo acronimo perché le persone magari non lo conoscono. SIBO è l'acronimo inglese che sta per sovracrescita batterica del piccolo intestino. Nell'immagine che vedevamo poco fa, in cui si vedeva lo stomaco in fiamme e una mappa dell'intestino sulla destra, a partire dallo stomaco fino al colon cambia la densità dei microrganismi che ci sono dentro, ovviamente oltre che cambia la qualità della popolazione. Partendo dallo stomaco che ne ha meno di tutti, perché l'acido, a partire da 400 milioni di anni fa, ha la sua prima ragion d'essere nello sterilizzare il cibo che arriva dall'esterno. Quindi nello stomaco e subito dopo lo stomaco la quantità di microrganismi a livello di densità è molto bassa, va aumentando nel digiuno e nell'ilio fino a rappresentare nel colon il 70% di tutti i nostri microrganismi. Quando parliamo di sovracrescita batterica del piccolo intestino, o è qualcosa che risale dal colon, quindi dal colon si innesta nel digiuno e nell'ilio, oppure è qualcosa che scende dalla bocca e dall'esofago o col cibo e passa per esempio attraverso uno stomaco che non funziona, ovvero uno stomaco che è stato privato della sua capacità di sterilizzare il cibo. Ecco che in una review del 2019, non l'ho portata ma quindi prometto... questa mancanza di capacità di sterilizzare il cibo da cosa è dato? Beh... Gliela faccio subito questa domanda. Certo. Dai gastroprotettori, dagli inibitori di pompa? Prima dell'arrivo degli inibitori di pompa protonica, la malnutrizione era la prima causa di ipocloremia, cioè di bassa acidità nello stomaco. Con l'arrivo dei farmaci la prima causa di ipocloridria è quella iatrogena da farmaci. Che è uno dei farmaci più venduti, no? Sì, le statine sono fra i più venduti al mondo, top seller. Bene, andiamo avanti allora. Quindi abbiamo capito che se c'è una proliferazione batterica o è dall'alto, certo, o è dal basso. Ovvero quello che scrive il professore Gasbarrini del Gemelli di Roma, che io cito sempre perché ha un H-index che Burioni proprio si può andare a nascondere.
Lui nel 2019 ha fatto una bellissima review internazionale dove riconosce che la presenza di una terapia prolungata con gli inibitori di pompa protonica porta a una disbiosi, quindi una specie di infezione che viene sia dal cavo orale ma anche dall'intestino e si localizza nello stomaco. Poi ovviamente noi la chiamiamo gastrite, la chiamiamo reflusso e nel momento in cui diamo o gli inibitori di pompa protonica e quindi abbassiamo ancora di più l'acidità oppure diamo qualcosa a base di alluminio come gli alginati, noi non stiamo vedendo il fenomeno, noi stiamo semplicemente tentando di spegnere un sintomo. Il fenomeno va avanti e si cronicizza e poi succedono cose ancora più brutte. Ecco, veniamo alla prossima slide che riassume un pochino i sintomi che possono essere collegati appunto alla SIBO. Tra questi vedo che ci sono la diarrea, le flautolenze. Sì, se uno vuole cercare i 3 sintomi cardine della sindrome dell'intestino irritabile, il dolore addominale, il gonfiore e l'alterazione dell'alvo, quindi inteso come diarrea o come costipazione, ce l'hai quasi tutte lì. Mentre quello che deve portare attenzione, perché noi ce lo siamo dimenticati, soprattutto a sinistra, la perdita di peso si ha con la steatorrea. La steatorrea è il non assorbimento dei grassi. Il non assorbimento dei grassi porta a una diarrea. Nel momento in cui ho una diarrea io non sto assorbendo quello che passa nel cibo. Ecco che arrivano i segni di albumina bassa o i segni di deficienze delle vitamine. Vitamine che abbiamo dimenticato a dosare, abbiamo dimenticato a prescrivere. Ma le vitamine che per prime vengono perse con la diarrea sono le vitamine del gruppo B, tutte idrosolubili, e le vitamine liposolubili come la vitamina D. Quindi in questo caso sulla sinistra siamo di fronte potenzialmente a una sindrome da malassorbimento che è temibile per la vita sugli anziani, così come è temibile per la vita nei bambini piccolissimi, perché con la disidratazione hanno la possibilità di andarsene. Sì, con le gastroenteriti, insomma, sì, quindi, ci sono diversi bambini, adesso non so, in tutto il mondo ne muoiono circa 300.000 all'anno, certo. No? Quindi al di là dei farmaci o altre cose per bloccare la diarrea, la prima cosa che andrebbe fatta, e ce ne sono in farmacia, sono i multivitaminici che si sciolgono sulla lingua, in bocca, in modo tale che tu possa assorbirli anche se c'è un effetto diarroico. Quindi non vanno direttamente nello stomaco, ma vengono assorbiti Perché se io ho una diarrea, prendo una pillola, io mi immagino quella pillola che viene vada portata direttamente via. nel gabinetto, insomma. Sì, sì. Mentre con queste qui rimangono... Sì, ma ci sono anche gli spray. Per esempio c'è uno spray al magnesio meraviglioso. Ci sono 2 o 3 aziende italiane che questo lo fanno. Fanno tutti vitamine e sali minerali che si spruzzano sotto la lingua. Uno così ha il massimo dell'assorbimento senza perderlo, perché entra nel sistema in una maniera diversa rispetto all'intestino. Ecco, ma chi soffre appunto della sindrome dell'intestino irritabile, la causa qual è? Sono gli alimenti? Beh, qua c'è questa bella immagine che cito sempre del professore Picarelli, dove tu vedi lì la sindrome dell'intestino irritabile al centro, ma vedi parecchie cose attorno, con cui uno dovrebbe quantomeno porsi la domanda: se mettiamo insieme FODMAP e intolleranza al lattosio e NCGS, che sarebbe sensibilità al glutine non celiaca. Allora, ecco, IBS, la sindrome dell'intestino irritabile, poi abbiamo... L'IBS, sindrome dell'intestino irritabile. Aspetti che la riprendiamo... Intolleranza al lattosio. Aspetti un attimo che vediamo di riprenderla con la telecamera, così la vediamo... Dimmi se... Ok, allora abbiamo... Al centro, che praticamente la sindrome dell'intestino irritabile racchiude tutti i sintomi, no? Ok, l'intolleranza al lattosio, l'intolleranza ai FODMAP e NCGS, scusami non ci arrivo, che sarebbe sensibilità al glutine non celiaca. Queste cose hanno una cosa in comune. E la FODMAP invece cos'è? Allora, FODMAP è l'acronimo di le fibre fermentescibili, cioè tutto quello che può essere fermentato dai microrganismi del nostro intestino, in particolare la SIBO, sovracrescita batterica fermentativa del piccolo intestino, e particolarmente gli 8 dei FODMAP. Dove troviamo i FODMAP? Li troviamo nel grano, ma non nel riso, non nel mais, non nel grano saraceno. Quindi spesso che succede? Che qualcuno che sta notando che il frumento, la farina di frumento, gli dà fastidio, togliendola dice: ma sai che togliendola sto meglio.
e allora arriva il sospetto di celiachia o sensibilità al glutine non celiaca. Ma se le stesse persone hanno anche un'intolleranza al lattosio, guarda che carino, io nel mio DNA ce l'ho il gene che produce il lattosio e il mio intestino è normale, quindi nelle spazzole dell'intestino c'è questo enzima. Però i batteri della SIBO si possono mangiare, possono approfittarsi sia del lattosio che dei FODMAP. Quindi com'è che faccio diagnosi? Il primo sospetto è che io mangio questa roba, il latte, formaggi freschi piuttosto che il grano, e mi gonfia la pancia nell'arco di minuti, non parliamo di ore, possono essere 10 minuti, 20 minuti. Alcune persone hanno dei sintomi immediatamente dopo mangiato. E quindi cosa possono essere? Dolori, diarrea anche? Questo può essere dolori o diarrea o costipazione. Nella maggior parte dei casi le persone che magari non hanno una lunga lista d'attesa per ospedale fanno sempre delle prove e nel primo libro Ascolta la tua pancia noi dicevamo sempre fai una prova di 3-4 settimane senza grano. Noi parlavamo di glutine, vedi come stai. Però a volte che succede? Non è il glutine, sono le fibre FODMAP. Le fibre FODMAP sono presenti anche nella mela, negli spinaci. C'è un'altra diapositiva più avanti dove c'è, come vedi, c'è una grossa sovrapposizione tra i cibi che hanno nickel a sinistra, i cibi che hanno FODMAP a destra e in parte si sovrappongono, come si sovrappongono anche i cibi ad alto contenuto di lattosio, come il latte, il gelato, lo yogurt. E lo yogurt è senza lattosio, fisiologicamente senza lattosio. Quindi questo quantomeno deve incominciare ad attirare l'attenzione della persona. Incomincia a farti delle domande, magari nel modo in cui componi i pasti puoi capire. E in questo caso, piuttosto che fare un BRIT test al lattosio, cioè andare a ricercare con il test del respiro se ho un'intolleranza al lattosio, se fai il test al lattulosio, che è uno zucchero che noi non possiamo digerire, e se dal test al lattulosio viene fuori dal respiro un aumento di 2 gas, allora sei certa quei gas non li stai producendo tu, li stanno producendo loro. Mentre nel caso del test al lattosio, tu togli il lattosio, sì, stai un po' meglio se il test è positivo, però non vai a cercare i FODMAP e quindi ti manca quel pezzettino. Quindi i FODMAP sono le fibre. Le fibre, sì. Le fibre zuccheri e fibre, sì. Zuccheri e fibre comunque di tutti gli alimenti, anche delle... Beh, ci sono alimenti che non li hanno, facevo l'esempio del riso piuttosto che del grano saraceno, del mais. Quindi chi soffre di SIBO, per esempio, se mangia ha riso... difficoltà a mangiare quella roba lì. Il riso non gli dà fastidio. Ah, il riso non gli dà fastidio. Paradossalmente il riso è pieno di amido. Zucchero, No, di pieno di amidi. però non contiene fibre FODMAP. Quindi là incomincia a fare la diagnosi, incomincia ad avere un sospetto. Perché tu dici, può darsi che il Però glutine... se io faccio il test al lattulosio, giusto? E se il test posso al lattulosio... trovare due gas diversi, l'idrogeno e il metano. Esatto. Però se trovo l'idrogeno, quale tipo di patologia si sospetta che io possa avere? L'idrogeno fa riferimento alla SIBO, quindi è una sovracrescita batterica, mentre il metano è un po' particolare perché nel caso del metano non possiamo neanche usare il termine SIBO. Nelle slide dei convegni che faccio, ma mi pare l'avessi portato qua tempo fa, facevo riferimento a IMO, Intestinal Methanogen Overgrowth, quindi è una sovraccrescita intestinale di metanogeni. I metanogeni non sono batteri, cioè sono gli antenati dei batteri, sono più imparentati con i mitocondri. Ah, eccolo, perfetto. Vedi che c'è la SIBO coliforme a centro e una SIBO tipo IMO in basso a sinistra. L'IMO fa riferimento a questi archea, questo è il nome scientifico, che sono sono gli antenati dei batteri, per cui per loro SIBO non è più appropriato. Nel caso dell'IMO, ma magari ne parliamo più tardi, è molto molto efficace la menta. Cioè ma questo perché è stato visto? Non sugli esseri umani, paradossalmente. L'olio essenziale. L'olio essenziale di menta. Capsulato in modo che arriva direttamente. Tu sai come l'abbiamo scoperto? Sulle vacche. Siccome a tutti quelli che sono preoccupati del cambiamento climatico, nessuno si è chiesto quanto inquinano, lo dico con rispetto, le scoregge delle vacche, il metano prodotto dalle vacche. Tutta la letteratura, la stragrande maggioranza della letteratura che dimostra l'effetto della menta è fatto sulle vacche, che riduce la produzione di metano. Quindi se dovessimo aumentargli la menta nel fieno... Se abbiamo un amico carissimo che produce troppo metano e si sente a distanza,
specialmente se siamo in ascensore con lui, allora l'olio essenziale di menta è la prima cosa da dargli. Ma gli effetti quali sono? Cioè diminuisce proprio... L'effetto è specifico sui batteri, ma la menta... Ma in quale parte dell'intestino va? Come si chiama? Lavora nell'intestino tenue e in parte nel colon, però è più intestino tenue. Tu immagina che le vacche non è che hanno veramente un colon, mentre hanno un altro tipo di intestino, quindi soprattutto lavora sull'intestino tenue. Quindi la menta va bene per chi produce metano, giusto? E che ha quindi la SIBO. E per quanto tempo andrebbe presa per avere... E soprattutto quali alimenti andrebbero anche evitati? Allora, qua non ci sono linee guida sulla lunghezza del trattamento, se non una cosa, l'ho portata poco fa, è stato gentilissimo il vostro tecnico che me l'ha fatta montare all'ultimo minuto. Se andiamo a guardare le linee guida dell'Associazione Gastroenterologica Americana, queste qua, la menta piperita è suggerita per i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile. Non c'è scritto per quanti giorni. Però suggeriamo l'uso della menta per portare relief, quindi sollievo globalmente nei sintomi della sindrome dell'intestino irritabile. Anche tra i suoi pazienti che risultati sta vedendo? La menta che io prescrivo adesso è purtroppo entrata in commercio da poco tempo, usavo un'altra menta prima che non era così concentrata e così potente. E sto incominciando a utilizzare la menta non solo nei pazienti in cui ho una imometanogena, ma anche per esempio sulle candide. Se vedi questo lavoro sulla menta, è un lavoro anche abbastanza vecchio, del 2015, hanno utilizzato sia l'olio di menta che l'olio di cannella come agente antimicrobico. Andando nella slide successiva dovrebbe venire fuori il fatto che ha sciolto il biofilm, vedi? Sugli Escherichia coli, su batteri patogeni come Pseudomonas, lo Staphylococcus aureus, c'è lo Staphylococcus aureus è quello delle tonsilliti. È resistente alla meticillina. Sì, lo Staphylococcus aureus è quello che ci porta alle tonsilliti. Vuoi sapere da dove lo prendiamo lo stafilococco? Meticillino resistente? Dal latte. Dal latte di vacca. È legale in Europa, in Canada e negli Stati Uniti che un millilitro di latte contenga 250.000 cellule somatiche. Ovviamente ti dicono cellule somatiche. Lei mi vuole dire che i miei figli quando hanno la tonsillite da stafilococco... La domanda è da dove viene lo stafilococco, perché poi lo possiamo curare. Però la domanda è da dove viene? Perché abbiamo tutti la tonsillite? Perché i bambini allattati poco, che hanno uno svezzamento precoce, almeno nella mia statistica, hanno tutti tonsilliti e otiti, quando non le bronchioliti. Se arrivano le bronchioliti è peggio che non solo lo stafilococco, c'è qualcos'altro. Quindi anche ai bambini gli si può dare la menta piperita, anche se sono così... Non sono pediatra, per cui non mi posso permettere di dirlo. La domanda è, abbiamo dei latti di animali più piccoli, che non sono allevati, capra, pecora, che non sono allevati in maniera così intensiva. Sì, molto... L'asina è meravigliosa, no? Il latte di asino è quello che assomiglia di più. È il prezzo che è un po' elevato, però d'altra parte ce ne sono pochi di asini in Italia e quindi bisognerebbe magari incentivare. Non solo, tu immaginati, c'è un'azienda in Italia, una sola, che fa dei prebiotici col colostro di asina. È la lattoferrina e la lattalbumina di asina. Per quello che ne so io, è una sola azienda che ha lavorato a riportare le asine in Italia e che quindi poi collabora all'interno di un circuito di vendita del latte d'asina. Ma il latte di vacca no. Adesso. La devo interrompere, abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria, okay. Vi ricordo che siamo in diretta, continuate a mandarci i messaggi che adesso incominciamo a leggere e poi incominciamo a rispondervi. A tra poco, brevissima pausa pubblicitaria, state con noi. Da quando ho scoperto la ioniterapia, la mia vita è cambiata. Il benessere parte dalle cellule. Ioniflex, energia vitale, grazie all'invio di ioni salutari direttamente alle cellule. Ioniflex, energia vitale, per una difesa naturale contro dolori, infiammazioni, allergie, virus e molto altro. Per riscoprire il benessere e fare un pieno di energia. Per tutti, anche per Fido.
Ioniflex Energia Vitale. Visitate il sito www.ioniflex.com. Resterete sorpresi. Regalati ogni giorno una cascata di ioni vitali. A casa come in vacanza, la tua ricarica di energia vitale. Dalla maestria dei laboratori Herboplanet nasce la gamma degli oli essenziali HP. Oli essenziali microincapsulati sotto forma di capsule gastroresistenti. Grazie alla tecnologia a lento rilascio, i principi attivi vegetali vengono assimilati in maniera stabile nel tempo. Oli essenziali microincapsulati prodotti a base di principi naturali per il benessere gastrointestinale. Herboplanet, filosofia antica e tecniche moderne. Azienda italiana di integratori ad alta qualità. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Nuovo probiotic K-Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Prezzi pop all'Ipercoop. Grana padano DOP stagionatura 16 mesi con lo sconto del 30% a €11,90 a chilo. Chianti di Ocigile Chiantigiane e Loggia del Sole 750 ml con lo sconto del 50% a €3,29. Promozioni valide dall'11 al 26 aprile in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia. Ascolta la tua pancia e le ricette di Ascolta la tua pancia. Sapere cosa e come mangiare è la migliore terapia per prevenire e curare le malattie, limitando al massimo l'uso dei farmaci. Ascolta la tua pancia e le ricette di Ascolta la tua pancia. I bestseller di Gabriele Prinzi e Livia Emma, per prenderci cura di noi stessi, perché la nostra salute vale. Nelle migliori librerie e su Amazon.it. Il centro arredi Metalmark dà spazio alla tua fantasia. Una nuova esposizione di cucine per trovare lo stile che vuoi al prezzo che desideri. In promozione la cucina completa Maya a solo €2.990 installata a casa vostra. Centro arredi Metalmark. Progettare la cucina dei tuoi sogni non è mai stato così facile. Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. Pellegrini Gioielleria e Argenti d'Epoca. Dal 1986 a Cremona. La risposta a ogni vostra esigenza nella vendita o acquisto di oggetti preziosi. Gioielli, argenti, monete e orologi a prezzi di investimento e con la massima disponibilità dei nostri esperti e consulenti. Stime e perizie prima e dopo l'acquisto. Pellegrini Gioielleria e Argenti d'Epoca. Originalità, qualità e possibilità di investimento a Cremona, in Galleria 25 Aprile. Melaton Med è pura melatonina in gocce facilmente dosabile. Basta una sola goccia la sera per dormire sonni tranquilli e godere di un effetto freschezza sulla tua pelle al risveglio. Con un solo flaconcino potrai avere oltre 200 dosi giornaliere, la più economica, la più efficace sul mercato. Melaton Med ripristina il ritmo sonno-veglia. Basta una goccia, la prendo anch'io tutte le sere. Per te una promo speciale. Vai su natur.it, usa il codice Telecolor, riscatta il tuo libro omaggio e scopri come rafforzare il tuo sistema immunitario. Metti al centro del tuo problema un'eccellenza. Dottor Saverio Ferrari Paravita. Tutte le novità in campo dentale, impianti zigomatici, implantologia a carico immediato, senza dolore e in tempi brevi. Risolviamo i vostri problemi. Possibilità di stabilizzare le vostre protesi. Offriamo tutta la nostra professionalità. Preventivi senza impegno. I nostri centri sono Brescia, Bergamo e Carpi. Numero verde gratuito 800 325 315. Dottor Saverio Ferrari Paravita. Accendi il tuo sorriso. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma in farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia.
Casella Macchine Agricole, dal 1954, a Carpaneto Piacentino. Da oltre 60 anni, leader nella produzione di impianti per l'irrigazione a pioggia, quali irrigatori semoventi e motopompe. Punto di riferimento nello spandimento ombelicale dei reflui, importatore ufficiale di Vervat, il semovente olandese, ideale per una gestione efficiente di liquami e digestati. Un team di oltre 150 persone, tutte con un unico obiettivo, la soddisfazione totale del cliente. Casella Macchine Agricole. L'attenzione all'innovazione è il nostro presente. Realizzarla è il nostro futuro. L'essenza del lusso a 5 stelle ad Abano Terme. Hotel Premier, dall'inconfondibile eleganza ed esclusività. Lasciatevi avvolgere dalle nostre piscine termali. Ci prenderemo cura del vostro benessere, garantendo comfort e tranquillità, anche grazie ai vari percorsi olistici. Visitando il sito scoprirete programmi esclusivi come il Burnout e il Rehab. I nostri chef infine vi delizieranno con proposte gourmet raffinate. Hotel Premier di Abano Terme, la gioia dei sensi. Stare bene nel proprio corpo non è solamente una questione estetica, ma è la perfetta sintonia tra forma fisica, stile di vita corretto e benessere interiore. CDE Clinica Dermoestetica. Da 25 anni, un centro di eccellenza dove ritrovare bellezza e benessere interiore. Ogni tipo di trattamento medico-estetico del corpo, come terapie iniettive per la riduzione localizzata di adipe, tra le quali apoptosi adipocitaria, fosfati di colina e mesoterapia. CDE per rassodare e scolpire il corpo, per contrastare gli inestetismi della cellulite, con apparecchiature di ultima generazione, radiofrequenze e ultrasuoni o trattamenti con laser NIR e carbossiterapia. CDE Clinica Dermoestetica si prende cura del tuo benessere. A Piatena, vicino alla Valle dell'Oglio, la bottega del Seler. Il gusto della tradizione in un ambiente speciale. Per un pranzo conviviale o una cena particolare. La bottega del Seler. Vivi la tradizione. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Nuovo probio TK Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Stanco? Stressata? MGK-Vis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGK-Vis Ricarica Plus, fai il vis di energia. Ben ritornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria, vi ricordo che siamo in diretta, potete continuare a mandarci i messaggi, cominciamo a rispondere a qualcuno e poi continuiamo a parlare appunto dell'argomento di questa puntata. Prenotatevi con le vostre telefonate sempre ai numeri che vedete in sovraimpressione, poi vi faremo parlare direttamente con il dottore. Allora, parto da qualche domandina alla quale io le chiedo di rispondere, dei messaggi che lei mi ha insomma, dei messaggi che ho selezionato durante la pubblicità. Allora, abbiamo Loredana dalla provincia di Brescia che ha 62 anni e le hanno diagnosticato l'Helicobacter pylori e le hanno prescritto una cura con 3 antibiotici per 10 giorni e l'aparazolo come gastroprotettore, ma non ha ancora iniziato perché è contraria a questa cura e chiede come può eliminare questo batterio. Allora, partiamo dalla considerazione che c'è un grosso misunderstanding sull'Helicobacter e ancora tutta la comunità internazionale è ancora convinto che sia la causa del tumore dello stomaco per cui vada eliminato ad ogni costo. Il farmaco a cui sta facendo riferimento la signora, probabilmente il Pilera, è un farmaco che corrisponde a 12 compresse di antibiotico al giorno da prendere per 10 giorni. Sono pochi i pazienti che riescono a resistere agli effetti collaterali di questi farmaci. Per quello che ne so io, molti interrompono il trattamento a metà. Il lansoprazolo o qualunque altro prazolico viene utilizzato perché in aiuto ai farmaci va a bloccare le pompe protoniche dei batteri. Questa sarebbe la logica, quindi usare 3 antibiotici perché la letteratura dice che questi 3 antibiotici riducono la presenza dell'Helicobacter nel 95% dei casi. Io ovviamente porto un altro tipo di letteratura ed è una letteratura un pochettino più triste, un pochettino più complicata, dove ci sono pazienti che devono arrivare a fare 4, 5 o 6 trattamenti prima che l'Helicobacter vada via.
Il problema è che ogni volta che usi un antibiotico hai un effetto stocastico sulla composizione dei microrganismi del microbiota ed è imprevedibile. E l'altra volta, non mi ricordo se era quando sono venuto con l'IVM o la puntata precedente, ti facevo vedere che alcuni antibiotici riportano, con un solo ciclo, il microbiota torna alla baseline, cioè ritorna alla normalità tra 8 e 31 mesi dopo. Quindi la domanda è, siamo sicuri che l'antibiotico sia la migliore o l'unica arma che abbiamo contro l'Helicobacter? 8-31 mesi, quindi è davvero, cioè ci vogliono... Sì, io faccio 2 antibioticoterapie nell'arco di 6 mesi. Da un anno ai 3 anni, ma bisogna poi vedere se nell'arco dei 3 anni non assumo altri farmaci, un altro antibiotico che quindi vado a In più, riazzerare. siccome l'Helicobacter è, chiamiamolo così, resistente, poi ti spiego, siccome l'Helicobacter è resistente agli antibiotici, non ne usi mai uno solo, ne usi almeno 2, nel Pilera sono 3. Quindi una cura molto importante, ma in realtà però lei, che cosa possiamo consigliare alla signora? Perché c'è una terapia alternativa, no? Con la quale lei, ovviamente sono solo consigli, No, certo, queste non sono prescrizioni mediche e dovete poi andare dal medico. Diciamo, noi diciamo sempre, lei no? ha studiato che... Ci sono anche ha questo scoperto che sciogliendo il microfilm, che poi non l'ha scoperto lei, ma ci sono diversi studi scientifici, e lei lo mette in atto ai suoi pazienti. Lo studio citato è del 2009, quindi i pazienti che erano al 5° ciclo di tentativo di eradicazione dell'Helicobacter si trovano divisi in 2 gruppi. A un gruppo viene dato l'10° ciclo di antibiotico, il 5°, e l'eradicazione raggiunge il 20%. All'altro gruppo viene dato l'N-acetilcisteina, sono 2 slide sul NAC, e l'N-acetilcisteina porta i pazienti che hanno usato l'antibiotico e il NAC ad avere il 65% di eradicazione, quindi almeno 3 volte tanto. Il NAC è riconosciuto dalla comunità internazionale a livello bibliografico come un mucolitico, ma ha anche la capacità di sciogliere il biofilm, il che lo rende considerato un agente, diciamo un agente perfetto contro la candida. Ma se vai a vedere il Mycobacterium della tubercolosi, la Klebsiella della polmonite, l'Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, lo stafilococco di poco fa, che io dicevo che entra dentro di noi tramite il latte, e l'Enterococcus fecalis, pur non essendo antibiotico il NAC, gli scioglie il biofilm, per cui rende possibile al nostro sistema immunitario, o magari agli altri microrganismi buoni, se ce ne sono rimasti, di fare selezione. Quindi NAC scioglie il biofilm e poi si utilizza un olio essenziale. Quindi la logica è quella, 2 diapositive fa si vedeva una bellissima immagine, ma anche tragica, di un lavoro del 2020 che ci dice che noi siamo alla frutta. Questo lavoro del 2020, c'era un Helicobacter al centro, ci dice che siamo alla frutta, perché dice l'Helicobacter, eccolo qua, l'Helicobacter è diventato talmente capace di resistere agli antibiotici che noi ci troviamo in un'era post-antibiotica, cioè noi ci troviamo in un'era in cui i nostri antibiotici non funzionano. 2 possono essere i motivi principali. A forza di bombardare l'Helicobacter a partire dagli anni 80 con gli antibiotici, questi batteri hanno acquisito la capacità di riconoscere gli antibiotici e di ripararsi rispetto a loro. D'altronde non è peregrino ricordare che l'Helicobacter è un gram negativo, uno di quei batteri che il biofilm lo produce. Quindi dentro il biofilm i farmaci non arrivano con la stessa velocità e con la stessa potenza che arriverebbe su un Helicobacter libero. I calcoli che fanno nei lavori dell'Helicobacter è che il biofilm lo rende da 100 a 1000 volte più resistente a un antibiotico. Quindi non sciogli il biofilm, stai favorendo la sua antibiotico resistenza. L'altra cosa, se vedi a destra nelle terapie future segnata con un riquadro rosso, ovviamente la letteratura, i ricercatori puntano a nuovi tipi di inibitori di pompa protonica, all'uso dei probiotici, ce n'è uno in particolare che funziona molto molto bene per mia esperienza personale, a tutto quello che colpisce il biofilm e alle piante medicinali. Quale tipo di batterio dentro questo probiotico? L'LA14, Lactobacillus acidophilus LA14. Io non so se posso fare nomi commerciali. No, ma... LA14, sì. Che è un lattobacillo. Sì, che conosce molto bene il dottore e amico Luciano Lozio. Lo conosce molto bene. Allora abbiamo già, va bene, perfetto.
Però, quindi se vedi, loro stessi lo dicono, questa è una rivista pubblicata nel 2020, è rivista scientifica, Targeting Biofilms, quindi dobbiamo guardare a cosa scioglie il biofilm e medical plants, piante medicinali. Io non mi sto inventando niente, io lo sto soltanto portando al pubblico. Però lì inseriscono ancora dentro i nuovi inibitori di pompa protonica. Certo, ma l'inibitore di pompa protonica che cosa fa? Blocca la pompa protonica, ma scioglie il biofilm? No. Ammazza il batterio? No. Fa fuori, cioè lo blocca rispetto non fa nulla alla... di queste cose. E allora io spero che arrivino presto nuovi inibitori di pompa protonica senza gli effetti devastanti che hanno quelli attuali, ma i nuovi inibitori di pompa arriveranno soltanto in un momento. Arriveranno quando scadranno i brevetti dei vecchi inibitori di pompa e allora il giorno che scadrà il vecchio inibitore di pompa arriverà Micol Baronio che dirà: guardate, ho il nuovo farmaco, ho il nuovo inibitore di pompa protonica, che meraviglia, e quindi cambierà il nome di quello che prescriviamo e sarà che sotto brevetto per un bel po'. No, beh, ci sono situazioni di necessità. Durante la pandemia, scusami se uso una parola un po' diversa, molte persone si sono curate utilizzando, come consigliavano dei veri medici, utilizzando degli antinfiammatori come il Brufen. Ora, il Brufen preso 2 o 3 compresse al giorno è normale che provochi una gastrolesione, è normale. Quindi se tu utilizzi un inibitore di pompa protonica per pochi giorni, per tamponarti rispetto al farmaco che prendi per pochi giorni, non è inappropriato. È un farmaco di emergenza, sì, cioè situazionale, sì, no? ma anche per 2 mesi lo puoi usare in caso di necessità. Ma se non hai un'esofagite di quelle terribili, se non hai il Barrett o altre condizioni gravi, le società scientifiche, c'è una review del 2021, cioè proprio non l'ho portata, che loro dicono va sospeso entro 2 mesi, entro 8 settimane. Mentre ci sono persone che lo assumono ovviamente vita sono naturale consigli, durante, no? certo. Lei qual è il massimo del... 25 anni. 25 anni? Quindi, e quanti anni aveva questa persona? Una sessantina. Una sessantina, sì. Quindi ha incominciato ad assumerlo quando aveva 35-40 anni. È chiaro che se noi scambiamo la gastrite con il reflusso, per il reflusso tutti amano l'inibitore di pompa protonica, però ci dobbiamo ricordare che il reflusso è un sintomo, non è una malattia, come la gastrite non è una malattia ma un sintomo in seno a una delle patologie gastrointestinali funzionali, come per esempio la sindrome dell'intestino irritabile. Il fratello gemello della sindrome dell'intestino irritabile è la dispepsia funzionale. C'era una slide, mi pare, con 8 persone, insomma, con i sintomi. Se tu vai a vedere il reflusso e la gastrite, eccolo qua, il reflusso e la gastrite sono le manifestazioni della sindrome da dispepsia funzionale. Quindi se io curo solo il reflusso o curo solo la gastrite e non vado a cercarmi la causa, questa roba va avanti e si cronicizza e il paziente diventa dipendente dal farmaco e poi c'è da pagare il prezzo degli effetti collaterali. Sugli inibitori di pompa protonica, quando alle donne dico che sono una delle principali cause dell'osteoporosi, saltano in aria. Però l'osteoporosi da lì viene, perché non potendo l'inibitore di pompa protonica non mi permette di assorbire il magnesio, quindi ho una carenza di magnesio. La carenza di magnesio più un'acidosi a livello generale, il corpo che la sente come lo tampona prendendo sali minerali dalle ossa, che è una specie di cassaforte, e utilizzando quei sali per tamponare l'acidosi metabolica. Quindi tutte le persone, le donne che hanno l'osteoporosi di base hanno... Secondo me tutte quelle che hanno un problema di carenza di magnesio, tutte. Aggiungici pure i farmaci. La carenza di magnesio ce l'abbiamo tutti, perché intanto per le coltivazioni intensive. E considera che se noi passiamo, che ne so, dal riso integrale al riso raffinato, su 100 grammi di riso passiamo, che ne so, da 132 milligrammi nel riso integrale a 20 milligrammi nel riso raffinato. E dovremmo prendere, secondo le linee guida, ora tra l'asino e altre linee guida stiamo parlando tra 250 e 375 milligrammi al giorno. Quindi quanti chili di riso dovremmo prendere? Dovremmo mangiare per raggiungere 375 milligrammi. Quindi lei ogni giorno assume magnesio e lo prescrive anche ai suoi pazienti. Sì, ma è una di quelle cose che non devono mai mancare. Io qua lancio una proposta, una delle prossime volte, ma il magnesio completo, magnesio, cioè...
Ci sono circa 12 o 13 forme di magnesio diverso. Magnesio cloruro, Oggi parlavo con un paziente che prendeva un magnesio, soltanto che questo paziente, la sua popò era molto morbida. Allora gli ho chiesto, molto morbida. Okay. Ho detto, ma lo stai prendendo un magnesio? Sì, sto prendendo questo magnesio. Ho detto no, perché questo è lassativo. Cioè quello potrebbe essere la causa del problema. Perché alcuni magnesi sono lassativi, altri funzionano aumentando il sistema immunitario, altri magnesi, almeno lavori che stiamo parlando dagli inizi del secolo scorso, che sembrano favorire il funzionamento del sistema immunitario e hanno un effetto di supporto alla terapia del cancro. Noi queste cose ce le siamo dimenticati, ma il magnesio siamo carenti, 8 persone su 10 in Italia sono carenti e non lo sanno, perché non lo vedi dagli esami. Non viene calcolato? Non No, esiste esame? Il magnesio, il 99% del magnesio è intracellulare, più o meno il 50-60% nelle ossa e un'altra quota importante è nei tessuti molli, soprattutto fegato e muscoli. Quindi quello che vedi nel sangue è l'1%. Per esempio, ora quanto magnesio andrebbe assunto al giorno? Io per esempio quando mio figlio ha avuto le crisi asmatiche ho dato tanto magnesio cloruro possibile. Le linee guida parlano di 375 mg al giorno. È bel lavoro? sufficiente? Secondo me no. Intanto se c'è una carenza no, devi colmare la carenza. Quindi su un lavoro scientifico fatto da cardiologi nel 2018 loro consigliavano anche per un mese di arrivare a 600 mg. Ma uno potrebbe arrivare anche a 1 grammo di magnesio al giorno se il tuo rene, il tuo intestino funziona, perché se dovessi superare la capacità del tuo corpo di mantenere il magnesio viene buttato fuori. A proposito, a tutte le spettatrici di Telecolor che si riempiono di vitamina D e si riempiono di K2, se non usate il magnesio, l'eccesso, cioè le dosi molto alte di vitamina D, peggiorano l'ipomagnesemia. Cioè, quindi non chiedetemi di K, sono anni mi chiedono la K2, sono anni che dico il magnesio, vitamina D e magnesio, poi arriva la K2 se c'è bisogno. Ma se non avete il magnesio l'osteoporosi è lì, perché il magnesio collabora con il calcio e il magnesio è quello che va a lavorare insieme con la vitamina D sul paratormone. Quindi lei ha prescritto alle sue pazienti donne affette da osteoporosi magnesio e vitamina D e la loro patologia è migliorata? No, già col magnesio da solo. Ah, già solo col magnesio? Certo, poi quando ti arrivano con 2 di vitamina D è facile farle stare meglio. Per lei la vitamina D a quanto dovrebbe essere per avere un buon sostegno al sistema immunitario? Ci sono diverse... Io posso dire di avere studiato da dei lavori scientifici che dimostrano che i nostri limiti sono molto al di sotto di quello che dovrebbero essere nella realtà, sono stati molto abbassati. Poi abbiamo una popolazione medica che da un lato ignora, per non dire che è ignorante, ma ignora cos'è e come funziona la vitamina D e si spaventano se vedono 31 sugli esami. Signora, a 31 smetta subito, la normalità è tra 30 e 100 e già 31 rende alcune persone, alcuni professionisti troppo cauti. Dall'altro lato, a quella che ha 2 di vitamina D gli danno 25.000 unità una volta al mese. È sufficiente? Andiamo a prendere il bugiardino del più venduto farmaco con nome e cognome d'Italia che riguarda la vitamina D, perché ce n'è uno, vendutissimo, non si sa perché, solo quello. Se vai a vedere lì, nel trattamento, cioè tu vedi per i bambini entro 1 anno, quindi in caso di necessità, non di prevenzione, c'è scritto fino a 1000 unità al giorno. Da 1 a 11 anni c'è scritto fino a 2000 unità al giorno. Sopra gli 11 anni negli adulti arrivi fino a 4000 unità al giorno. Fino a 4000 unità al giorno a casa mia su 30 giorni sono 120.000 unità. Però 25.000 unità una volta al mese per quella dottoressa andava bene. 25.000 unità quando io, tu e i nostri figli ce ne andiamo a mare in Sicilia, su qualche bell'isola. Nel periodo compreso, ne so, giugno-luglio, quindi non proprio agosto, ma giugno-luglio, tra le 12 e le 14 e prendiamo 20 minuti di sole senza protezione, stiamo producendo tra 20 e 25.000 unità di vitamina D. C'è un'app gratuita che te lo fa vedere, si chiama D-Minder, D-Minder, che ti dice, a secondo di quanto sei esposta, di dove sei, per quanto tempo e come la tua pelle. Quindi io 25.000 unità di vitamina D me li faccio in 20 minuti, lo sa, non una volta al mese. Lei se l'hai verificato?
No, ma io sono marocchino, io se mi metto là impazzisce l'applicazione. Da siciliano doc. E quindi capisci, il problema è l'ignoranza, per cui io mi spavento di più di vedere una vitamina D a 31, però poi quando vado a vedere i segni di altre malattie dimenticate, poi invece quelli dicono no signora, questo è tutto a posto. Ecco, parlando di Sicilia, il messaggio stavo chiedendo perché naturalmente non mi scrivete nome, da dove mi mandate messaggi, quindi poi io ve lo richiedo, se ve lo ricordate scrivetelo perché per me è più semplice. Abbiamo Salvatore di 28 anni che scrive da Siracusa, ciao, quindi probabilmente ci sta seguendo sull'applicazione, sulla Smart TV, e dice: dottore, mi è stata diagnosticata una sindrome del colon irritabile, non ho mai fatto né una gastroscopia né una coloscopia, accuso gonfiore di stomaco eccessivo seguito da scariche dopo i pasti. A seguito di pasti abbondanti mi diventano le mani calde e rosse e anche le ginocchia. Può essere correlato? Posso rispondere? Allora, Salvatore, intanto buonasera, bello sentire un maschio che fa domande, di solito qua le utenti sono quasi tutte donne. Allora, prima cosa, non esiste la sindrome del colon irritabile, non esiste a partire dal 1990, da quando si è costituito il panel di Roma, un panel di specialisti di gastroenterologia, scienziati di tutto il mondo, che ha deciso di riunirsi per studiare quali erano le cause della sindrome dell'intestino irritabile. Quindi colon irritabile di solito è un termine che è stato lasciato al 1962 e l'acronimo è ICS, Irritable Colon Syndrome, che è stato sostituito da Irritable Bowel Syndrome, e bowel inizia nel duodeno e finisce nell'ano. Seconda cosa, la sindrome dell'intestino irritabile è una FGID, una malattia gastrointestinale funzionale. Il gruppo di Roma, che ha creato i criteri di Roma, ti dice: puoi fare diagnosi di intestino irritabile nel momento in cui tu hai escluso tutto il resto. Quindi senza una colonscopia che escluda malattie del colon o una gastroscopia che escluda malattie dello stomaco e del duodeno, nessuno professionalmente accettabile, nessuno che ha studiato può fare diagnosi di sindrome dell'intestino irritabile. Terza cosa, sempre dopo i pasti? Scarica di diarrea sempre dopo i pasti? Che cos'è che è costantemente presente nei tuoi pasti? Anche la colazione? Latte e biscotti? Fetta biscottata col velo di marmellata? Facci caso, perché c'è qualcosa, tu potresti finire in quell'80% della statistica dei pazienti che sanno esattamente che quello che mangiano è quello che poi gli fa venire la diarrea. Che ci sia una manifestazione di calore nelle mani o nelle ginocchia, ti assicuro, amico mio, non ti so dire perché, però che ci sia una correlazione è altamente probabile. D'altronde, buttando fuori costantemente ogni giorno qualcosa tramite la diarrea, stai perdendo tutta una serie di vitamine e di sali minerali. Quindi quelle sublinguali in questo caso? Come minimo. Quelli, tra l'altro tu devi sapere, Nicole, che io per caso ho conosciuto, c'è più di un'azienda, ma ho conosciuto queste aziende che fanno le vitamine per i pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica. C'erano proprio delle immagini sulla SIBO collegate ai pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica. Chirurgia bariatrica è la chirurgia per perdere peso, per dimagrire. Ti tagliano un pezzo di intestino, quindi direttamente... Ti tagliano lo stomaco, eccetera. Quindi tutta una serie di cose che prima potevi assorbirle, non le assorbi più. Aggiungici che la SIBO, per la prima volta ne abbiamo parlato alla fine dell'Ottocento, per una sindrome dell'ansa cieca. E l'ansa cieca è di solito qualche cosa che ha a che fare con diciamo, sono i postumi di un intervento chirurgico in cui hanno tagliato qualcosa e hanno lasciato un pezzo di intestino vuoto. Quindi, se queste cose un chirurgo le sa, cioè se io le so perché sono chirurgo, le dovrebbe sapere pure un gastroenterologo. Poi è curioso che quando ti rivolge un professionista queste informazioni sono non presenti, non considerate. Quindi è prezioso averla qua perché almeno riusciamo a capire un pochino. Certo. Anzi è importante, io perché vengo qua e vi ringrazio del palco, perché io spero che le persone, visto che ho una lista attesa lunghissima, io spero di poter dare quei consigli, quegli aiuti per cui le persone non abbiano bisogno di cercarmi. Io penso che le persone abbiano molto bisogno di capire, no? Oggigiorno non è più sufficiente la risposta del medico secca, assumi questo e la terapia è questa, lei deve fare così. Io penso che le persone abbiano il diritto di capire che cosa gli sta succedendo e poi magari comprendere qual è la strada migliore da intraprendere. Ora, con la rivoluzione di internet è tutto a disposizione.
È chiaro che ci sono siti che sono chiari e altri che sono meno chiari, però io scrivo sempre, ogni volta che scrivo, dico sempre: guardate, questa è la letteratura che sto citando, questo è il lavoro che potete leggere, questo è gratuito, Chrome ve lo traduce in italiano, perché è chiaro che vorrei che loro capissero quello che gli sto passando. Poi il problema è che molto spesso sui social le persone cercano una soluzione, alcuni cercano i perché, altri vogliono la pillola, e io rispondo: come faccio a capire qual è la pillola se non so qual è il problema? Quindi mi confondono con qualcun altro. Brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché continuiamo a parlare, ovviamente risponderemo ai vostri messaggi e alle telefonate. A tra poco. Grazie. Dalla maestria dei laboratori Herboplanet nasce la gamma degli oli essenziali HT. Oli essenziali microincapsulati sotto forma di capsule gastroresistenti. Grazie alla tecnologia a lento rilascio, i principi attivi vegetali vengono assimilati in maniera stabile nel tempo. Oli essenziali microincapsulati prodotti a base di principi naturali per il benessere gastrointestinale. Herboplanet, filosofia antica e tecniche moderne. Azienda italiana di integratori ad alta qualità. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Nuovo Probio TK-Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Ascolta la tua pancia e le ricette di Ascolta la tua pancia. Sapere cosa e come mangiare è la migliore terapia per prevenire e curare le malattie, limitando al massimo l'uso dei farmaci. Ascolta la tua pancia e le ricette di Ascolta la tua pancia. Il bestseller di Gabriele Prinzi e Livia Elma, per prenderci cura di noi stessi, perché la nostra salute vale. Nelle migliori librerie e su Amazon.it. Ares Energie, l'energia solare a portata di mano. Abbatti i tuoi costi in bolletta con i sistemi ecologici di risparmio energetico. Ares Energie, da oltre 10 anni, offre soluzioni chiavi in mano. Grazie a un team di professionisti qualificati, progetta e realizza il tuo impianto di risparmio energetico usufruendo degli attuali incentivi. Ares Energie con Daikin, insieme per una sostenibilità a 360 gradi. Chiamaci per un sopralluogo gratuito. Ares Energie, l'energia solare a portata di mano. Da 50 vendemmie, oltre gli schemi. Cantina Valdidone. Emozioni che vincono. Liberati dalle tossine del corpo e della mente e riparti in soli 3 step. Purifica il fegato dalle tossine con App Support. Espelli le tossine con Drain Energy, l'unico drenante con un mix floreale che aiuta a ripulire la tua energia. Mantieni la tua determinazione per tornare in forma con l'aiuto di Nature Mix Dieta. Li ho formulati io per voi. Funzionano. Richiedi i prodotti Nature in farmacia oppure acquistali ad un prezzo vantaggioso usando il buono sconto Telecolor su nature.it. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma in farmacia. Stanco? Stressata? MGK-Vis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGK-Vis Ricarica Plus, fai il vis di energia.
L'essenza del lusso a 5 stelle ad Abano Terme. Hotel Premier, dall'inconfondibile eleganza ed esclusività. Lasciatevi avvolgere dalle nostre piscine termali. Ci prenderemo cura del vostro benessere, garantendo comfort e tranquillità, anche grazie ai vari percorsi olistici. Visitando il sito scoprirete programmi esclusivi come il Burnout e il Rehab. I nostri chef infine vi delizieranno con proposte gourmet raffinate. Hotel Premier di Abano Terme, la gioia dei sensi. Stare bene nel proprio corpo non è solamente una questione estetica, ma è la perfetta sintonia tra forma fisica, stile di vita corretto e benessere interiore. CDE Clinica Dermoestetica. Da 25 anni, un centro di eccellenza dove ritrovare bellezza e benessere interiore. Ogni tipo di trattamento medico-estetico del corpo, come terapie iniettive per la riduzione localizzata di adipe, tra le quali apoptosi adipocitaria, fosfati di colina e mesoterapia. CDE per rassodare e scolpire il corpo, per contrastare gli inestetismi della cellulite, con apparecchiature di ultima generazione, radiofrequenze e ultrasuoni o trattamenti con laser NIR e carbossiterapia. CDE Clinica Dermoestetica si prende cura del tuo benessere. 3GL di Zorza Eci, dal 1982 a Pontevico. Vasta gamma di pneumatici e assistenza certificata Mastro Michelin. Programmi personalizzati per monitorare e ridurre i costi di gestione. Pneumatici, allineamenti autocarro Iosam, sistemi di gonfiaggio automatici Vigia, condizionatori di parcheggio Viesa, revisione automezzi superiori ai 35 quintali, assistenza in tutta Italia ed Europa. 3GL. 40 anni di esperienza e professionalità per viaggiare sicuri risparmiando. A Piatena, vicino alla Valle dell'Oglio, la bottega del Seler. Il gusto della tradizione in un ambiente speciale. Per un pranzo conviviale o una cena particolare. La bottega del Seler. Vivi la tradizione. Prima il piacere, poi il piacere. Al cuore si comanda. Le stagioni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip. Fuori dai luoghi comuni. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Per ritrovare il mio benessere era il momento di perdere peso. Ho agito proprio come serve e i risultati si vedono. Pulpharma presenta Kilocal Magra Metabolico. In pratiche bustine, Kilocal Magra Metabolico favorisce il metabolismo di carboidrati e lipidi, aiuta a mantenere sotto controllo glicemia e colesterolo. Mi sento rinata, fuori e anche dentro. Finalmente ho un alleato che funziona. Kilocal è lo specialista del controllo del peso. Kilocal Compresse, preso dopo i pasti, aiuta a controllare grassi e zuccheri. Gli anni non pesano più sulla mia linea. Kilocal Donna combatte l'aumento di peso e i disturbi della menopausa come vampate e irritabilità. E per rimodellare la silhouette ci sono anche Kilocal Bruciagrassi e Kilocal Pancia Piatta. Fai come noi. Entra nella community Kilocal. Vai su kilocalprogram.it, trovi tante amiche e preziosi consigli. Scopri subito il tuo programma per perdere peso. Kilocal ama la tua linea. Da Pulpharma in farmacia. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Nuovo probiotic K-Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Tornati in studio, i minuti volano, anche quelli di pubblicità, noi non riusciamo a leggere tutti i messaggi e a rispondere, vi ricordo che siamo in diretta, potete interagire con noi mandando messaggi ai quali adesso vi risponderemo, sono tantissimi, quindi portate pazienza se non rispondiamo a tutti, anche le telefonate. Allora, innanzitutto leggo una sua testimonianza di una paziente che dice: grazie al dottore, posso testimoniare che grazie a lui e seguendo la dottoressa su Facebook sono migliorata tantissimo, ho intolleranza al nickel, lattosio e sensibilità al glutine che ho scoperto grazie al doc.
In precedenza mi dicevano che tanto il cibo non influiva sui miei problemi intestinali, aspetto con ansia, dice il nuovo prodotto, un saluto da Valeria. E poi dice che volevo farvi i complimenti per lo spazio che date al dottore, io ho la fortuna di essere una sua paziente, ma nonostante tutto stasera sono qui con la penna a prendere appunti. Grazie. Quindi grazie. finiamo tutti appunti. Ma grazie a Telecolor e grazie a Micol che mi hanno invitato, per cui rispetto alle mie... E noi ringraziamo Valeria per il spazi. messaggio. Allora, sono arrivate tantissime telefonate, vediamo innanzitutto se la regia appena mi fa un segnale, abbiamo, come si dice, Andrea da Desio, quindi vediamo se risponde. Intanto vediamo di rispondere velocemente a alle telefonate che sono state fatte. Allora, c'è questa signora di Piero da Bergamo, dice si alza alle 5 della mattina per urinare, prima di svegliarsi ha dolore al ventre e quando si alza gli passa, quando si sdraia invece gli torna il dolore. Gli hanno trovato diverticoli facendo la coloscopia e il medico gli ha dato rifaximina una volta al mese per 6 giorni. Allora, una cosa che magari potrebbe 70 risultare, anni. sì, una cosa che potrebbe risultare strano, no? Com'è che quando sono disteso ho un dolore, quando mi alzo non ce l'ho e quando mi ristendo mi ritorna? L'unica possibilità è che ci sia una parte del viscere che si muove e i visceri in letteratura che possono allungarsi sono il colon trasverso e il sigma. Il colon trasverso e il sigma possono essere più lunghi del normale, il termine è dolico e di solito in una diverticolosi, cioè quando ci sono i diverticoli nel sigma, quello è un segno di dolico. L'altra volta ho visto una TAC tridimensionale, è una conoscopia virtuale, che è una TAC con ricostruzione tridimensionale dell'intestino in una giovane donna alta quanto me, con il sigma che gli arrivava quasi all'altezza dello stomaco. Dove facciamo vedere perché... Cioè faceva vediamo. così, Okay. così e così. Quindi lungo, il solo sigma era lungo, era descritto lungo 60 centimetri. Se quindi il sigma è libero, no, rispetto a altri pezzi dell'intestino, il sigma è trasverso, io dico sono al guinzaglio, hanno un meso lungo. Quindi possono allungarsi per esempio in persone che ne so che hanno avuto problemi di costipazione, perché la gravità fa allungare il viscere. Quindi nel movimento, girandomi a destra, a sinistra, in piedi o da disteso, il viscere si muove e questo potrebbe spiegare l'alterazione del dolore tra disteso e in piedi. Sul discorso dei diverticoli, il fatto che venga utilizzato il Normix è, ahimè, anche lì è una vecchia leggenda, perché nessun lavoro scientifico ha dimostrato che l'utilizzo del farmaco che sta dicendo il paziente, cioè di quell'antibiotico, dato 6 volte o 7 volte al mese, 6-7 giorni al mese, sia sufficiente per poter fare prevenzione. D'altronde io potrei dire anche un'altra cosa, se per anni, ogni mese hai preso sempre lo stesso antibiotico e noi qui stasera stiamo parlando di antibiotico resistenza, io un minimo di dubbio di che cosa stia veramente combattendo quell'antibiotico ce l'ho. Non ti dico di andare a fare un esame del microbiota, però è chiaro che se potessi aiutare questa persona farei una prima pulizia, che ne so, con gli oli essenziali, sui diverticoli, la menta, la prima, per gli archea metanogeni. Ecco, a proposito, quale tipo di menta piperita va assunta, in che modo? Perché ce lo chiedeva anche una telespettatrice, anzi diversi ce lo stanno chiedendo. Esistono delle compresse. Allora, uno può dire mi prendo le gocce di menta e allora molte persone mi dicono ma io ho la gastrite e posso assumere la menta. Io dico la menta andrebbe assunta non a gocce, ma dentro una compressa. Poi se io dentro questa compressa, le trovi su Amazon, compresse vuote a 2 lire, ci metto 1, 2, 3 o 4 gocce di olio essenziale di menta, ma quella menta ci arriva al colon. Ti ricordo che dalla bocca fino alla valvola ileocecale ci sono 5-6 metri di intestino. Ci arriva o no? Non ci arriva. Infatti anch'io ho fatto così, per mese ho assunto degli oli essenziali. Sicuramente per le alte vie respiratorie, per l'esofago, per lo stomaco può andare bene, ma non per il colon. Ma io so che digerivo della gran menta, del tea no, e poi hai visto la menta quello che fa. Cannella. Il lavoro realtà... del 2015 che parlava di menta microincapsulata e di cannella microincapsulata su quei batteri, questo è il trucco. Se tu imbibisci dei granuli di cellulosa, siccome la cellulosa non viene digerita dall'acido dello stomaco, questi granuli superano lo stomaco e incominciano ad aprirsi gradualmente nell'intestino, quindi non è peregrino pensare che quando io tratto le cistiti da Escherichia coli antibiotico resistenti con l'origano, io non sto lavorando sulla vescica, io sto lavorando sull'intestino. Di riflesso, essendoci meno Escherichia coli nell'intestino, perché gli Escherichia coli da là vengono,
Gli Escherichia coli sono il punto cardine della sovracrescita batterica del piccolo intestino. Quindi quando tu lavori con l'origano, stai lavorando sulla SIBO e paradossalmente poi vedi il riflesso nella vescica. Quindi a questo signore gli consigliamo menta per 2 o 3 settimane virtuale, cioè quindi il colico sigma con TAC, e poi io direi menta 2 o 3 settimane di menta, 2 compresse al giorno di menta. Parliamo di una compresse che hanno 124,5 mg di menta dentro la compressa. Dopodiché, se proprio dobbiamo fare un lavoro per evitare che ci sia un'infiammazione del colon, piuttosto che l'antibiotico, potremmo utilizzare il probiotico. E qua sarebbe bello, magari dopo tanti anni che non lo vedo, il mio caro amico e mentore Luciano Lozio. Io sono disponibile perché sarei felice di rivederlo, e se c'è uno che può parlare di come utilizzare i probiotici per evitare la diverticolite, la diverticolosi, quello è lui. Quindi andatevi a vedere una delle nostre puntate dedicate alle diverticolite col dottor Lozio. Allora, quindi possiamo rispondere anche alla signora Angela da Milano che, ritornando all'antibiotico resistenza, lei dice ha l'Helicobacter che aveva risolto con antibiotici, ora le è ritornato. Purtroppo le sono morti diversi parenti di tumore allo stomaco. Quindi due cose. Poi il tecnico come si chiama? Andrea. Andrea, guarda che ci sono le slide sul reflusso biliare. Allora, prima cosa... Rispondiamo velocemente perché abbiamo la telefonata. L'Helicobacter pylori, se è tornato, allora non era stato eradicato. Sic et simpliciter. Seconda cosa, è stato dimostrato, noi lo sappiamo dall'82, che quello che genera la metaplasia intestinale, quindi l'atrofia gastrica, che è il punto di partenza del tumore, non è l'Helicobacter, è il reflusso biliare. E noi lo sappiamo dall'82, è stato confermato nel 2021. Quindi se c'è all'interno di una famiglia tante persone che hanno un problema, che hanno avuto un tumore, allora o cerchi la genetica, per esempio la mutazione MTHFR che è collegata a tumori dell'esofago e dello stomaco, o ti vai a cercare i geni, per esempio del nickel solfato, la sensibilità al nickel, che è una delle cause più frequenti a livello familiare, lo potremmo dire, di reflusso biliare, piuttosto che andare a cercare invece l'Helicobacter che è un naufrago. L'Helicobacter vive dopo lo stomaco, dopo il duodeno. Guarda che bella immagine ti ho portato. L'Helicobacter vive dopo il duodeno, tanto che negli anni 70, quando fu identificato per la prima volta, lo chiamavano Campylobacter jejuni, cioè digiuno. Se però c'è un reflusso o una stasi, quelli del digiuno invece di scendere giù tornano sopra. Ecco che loro si dirigono verso lo stomaco lasciando l'intestino tenue, e arrivati nello stomaco, che è un ambiente che a loro non piace perché è acido, se hanno l'ureasi, ovvero quella che scioglie l'urea, e quindi abbiamo il Brit test per l'Helicobacter, ma se hanno l'ureasi fanno un pertuso all'interno del muco gastrico e riescono a toccare la mucosa protetti dal muco gastrico e generano una gastrite. Ma chi li porta lì è il reflusso biliare. Quindi alla signora cosa consigliamo? Quindi alla signora sarebbe da chiedere se ha notato che se ci sono delle verdure in particolare che la fanno star male, o se ha un sapore metallico o amaro o salato in bocca, o la lingua scura. Cosa che aveva un'altra signora, tra l'altro. Allora, abbiamo finalmente una telefonata, ne sono arrivate tante ma ne abbiamo selezionate alcune. Dovrebbe esserci Andrea al telefono che ci aveva chiamato per la compagna. Pronto Andrea, buonasera. Sì, buonasera. Grazie, Andrea D'Adesio. Parliamo con lei o parliamo direttamente con la sua compagna? La mia compagna adesso mi sa che è andata nel mondo dei sogni. Bene, allora buon sonno, beata lei. Allora, bravo compagno che si interessa della salute appunto della moglie o della Decisamente. Allora, la sua compagna soffre di colon irritabile, tutte le volte che mangia il gelato vomita, non è positiva al lattosio ma al lattuloso sì, ed ha 40 anni, quindi una giovane donna. Non so se Andrea posso farti 2 domande che riguardano la tua compagna. Sì. Tanto non abbiamo... Che tu sappia, lei è stata allattata al seno? Sì. Sai per quanto? Questo no, però mi sembra sempre, quasi tutta la... Ok, che tu sappia, quando lei era piccolina, ha avuto otiti o tonsilliti o bronchioliti? Questo non lo so, purtroppo. Okay. Poi ti spiego perché ti sto facendo tutte queste domande. Quindi passiamo alla seconda. Se lei avesse un problema con il latte, che però è diverso dal lattosio, perché il suo test del lattosio è negativo, e allora potrebbe essere un problema con le proteine del latte vaccino.
di caseina? No. Anche sì, l'80% delle proteine del latte è caseina 1. Quello che succede, Andrea, è che quando noi nasciamo su questo pianeta siamo troppo prematuri e il nostro sistema immunitario è non solo immaturo, è juventino. Spero che tu non sia juventino e la prendi a male. Juventino vuol dire che vede il bianco e il nero, perché solo tramite i batteri che passano nel latte di mamma incomincia a essere tollerante verso il mondo. Ma se noi abbiamo troppo presto il contatto con una proteina diversa dalla nostra razza, il nostro sistema immunitario può generare una memoria. Questa memoria si attiva quando queste proteine toccano il duodeno, quindi immediatamente dopo lo stomaco. Ecco che un gelato piuttosto che il latte, che si muovono velocemente, oppure dei formaggi stagionati o qualcosa che contiene il latte come il prosciutto cotto, piuttosto che alcuni croissant, piuttosto che alcuni dolci, una volta che toccano il duodeno generano una reazione e questa reazione può andare o verso l'alto o verso il basso. Il fatto che il Brit test al lattosio sia negativo vuol dire che non è intollerante, ma se il Brit test al lattulosio è positivo, per esempio nella produzione di idrogeno, ecco la vedi qua, vuol dire che ci sono dei lattobacilli, altri batteri che fermentano. Quindi ha potenzialmente una sovracrescita batterica del piccolo intestino e potrebbe avere qualche difficoltà anche a mangiare il glutine. Sta pensando, sta meditando, non so se ha seguito il discorso. Pronto? Sì, Andrea, sì. In effetti lei non ama mangiare la pasta, non la riesce a digerire e non riesce a digerire nemmeno il salmone e vomita e rimette anche le poche volte che ha assunto degli integratori alimentari, va subito a vomitare. Ci possono essere degli integratori alimentari che magari contengono la lattoferrina, la lattoalbumina o il colostro, che nella stragrande maggioranza dei nostri prodotti sono di origine bovina. E quindi da qui... Poi io metto, c'è sempre un dubbio, non è che ho le prove, però se devo usare la logica formale, nell'andare a cercare un'ipotesi diagnostica, io ho delle testimonianze di pazienti che non potevano assumere questi prodotti e nella lista che io do ai pazienti quando ho un sospetto che ci sia una allergia non IgE mediata alle proteine del latte sono anche le proteine degli sportivi, sono gli integratori che contengono proteine del latte. Anche le barrette, no? Quelle... Certo. Potrebbe essere però, se lei ha un problema di memoria, cioè il suo sistema immunitario ha un problema di memoria con le proteine del latte vaccino, è altamente probabile che quella memoria non si attivi con le proteine del latte di capra o di pecora, perché hanno proteine di tipo diverso. Proveremo il latte di capra e di pecora. Ovvero prodotti, per quelli che sono intolleranti alle proteine del latte vaccino, troverai sicuramente i gelati, io mi ricordo a Palermo c'è una gelateria che li fa, fatti con latte di capra. Da noi un po' di meno, ci sono quelli di soia o di riso. Va bene, meno grasso, ma va bene. Va bene. Grazie. Grazie a te, Andrea. Della telefonata. Adesso rispondiamo a questa signora che si chiama Nadia da Pavia, ha un bambino piccolo, pensate un po' di 8 anni, che è stato operato di atresia esofagea e deve assumere IPP per controllare il reflusso causato dall'esofago che lavora in trazioni. La sua preoccupazione è che si crei l'assibo e cronicizzando questa terapia ci possono essere carenze nell'assorbimento dei nutrienti. Allora, so che nei bambini lei non li tratta, non li tratto, però diciamo, facciamo finta che che sia un paziente maggiorenne? A livello generale, quello che mi aspetto ed è in letteratura che ci sia una riduzione significativa dell'assorbimento della B12 perché non viene prodotto il fattore di Castol e che ci sia una carenza di magnesio. Queste possono essere facilmente integrate, c'è una compressina che contiene 1 milligrammo di vitamina B12 insieme al fattore intrinseco di Castol. Poi eventualmente do il nome del prodotto a Micol se qualcuno vuole chiamare dopo la trasmissione. Mentre il magnesio può essere tranquillamente spruzzato sotto la lingua, c'è un magnesio che si può spruzzare sotto la lingua così ti assicuri che venga assorbito. Per evitare la sovracrescita batterica dovresti lavorare da un lato con l'alimentazione, quindi come dire una dieta low FODMAP potrebbe essere un aiuto perché
evita che ci sia una sovracrescita batterica. Dall'altro lato possono essere usati dei probiotici che vanno a fare un riequilibrio della flora batterica. Quello che citavo poco fa con l'LA14 potrebbe essere sicuramente uno, ma dall'altro lato se il bambino fa la cacca appena un po' morbida, potremmo anche inserire in terapia i Saccharomyces boulardii, che sono dei regolatori, diciamo, del traffico, quando questo traffico è fatto da batteri cattivi. Quindi insomma una piccola indicazione gliel'abbiamo data. In questo caso si sostiene, cioè sapendo quali sono gli effetti collaterali, non glielo vai a togliere il farmaco, ma vai a sostenere il sistema rispetto agli effetti collaterali. Comunque è accettabile come strategia. Allora, adesso grazie per aver dato questa risposta, visto che io ai bambini ci tengo sempre do sempre una preferenza, quando ovviamente non riesco a leggere tutti i messaggi. Adesso Carolina da Bergamo mi ha scritto che lei e il suo marito soffrono entrambi di diverticolosi ed oltre al Normix assumono anche la mesalazina per 7 giorni al mese come prevenzione, prescritti dall'ospedale dopo vari ricoveri. Ho sorriso per la faccia che ha fatto il dottore, non per la terapia, dopo vari ricoveri per diverticolite. Questi in alternativa all'intervento chirurgico. È chiaro che questa coppia sta facendo una scelta, quindi facendo finta che approvo questa scelta, c'è un modo di sostituire la mesalazina e avere qualcosa di ancora più potente utilizzando un prodotto che si chiama acido butirrico. L'acido butirrico lo trovate in farmacia, ci sono dozzine di aziende che lo producono, ma l'acido butirrico è un antinfiammatorio dell'intestino. L'acido butirrico dovrebbe essere prodotto dai bifidobatteri che preelaborano le fibre che noi mangiamo e producono delle sostanze che danno da mangiare ai lattobacilli, i quali a loro volta producono l'acido butirrico. In effetti anche i bifidobatteri producono acido butirrico. L'acido butirrico dà da mangiare alle cellule dell'intestino, del colon, che producono muco, e il muco fa spessore tra me e il mondo esterno, ovvero tra me e la cacca e i batteri che si trovano nell'intestino. Quindi questo avrebbe più effetti della mesalazina, però ovviamente non è prescrivibile. Ora non so se queste persone ricevono mesalazina e antibiotico su prescrizione o li acquistano loro. È chiaro che in una situazione come questa, se ci sono stati episodi di diverticolite, queste persone devono essere informate che nella peggiore delle ipotesi, non è che è sicuro, ma nella peggiore delle ipotesi una diverticolite può necessitare un intervento chirurgico resettivo. Quindi dovrebbero essere molto molto attenti nel fare prevenzione. È una settimana di rifampicina insieme a una settimana di mesalazina. Secondo me è come mettere un cerotto su uno che gli hanno tagliato un braccio, un cerottino, il band-aid su quello che gli hanno tagliato. Secondo me non è sufficiente ad assicurare. Quindi c'è il rischio probabile che poi possano andare incontro. Il rischio c'è sempre. Noi quando nasciamo abbiamo il rischio certo. di comunque di andarci. Però se c'è un cerotto su un braccio tagliato, diciamo che il rischio è un po' più maggiore, no? Rispetto... Diciamo che questo cerottino è... allora, da un punto di vista dell'ospedale, sicuramente loro hanno fatto quello che ritenevano più opportuno, migliore, perché magari ripetuto a pappagallo, no? Da tanti altri professionisti. Però trovatemi voi una linea guida o un'indicazione delle società italiane che dicono una settimana di rifampicina e una settimana di Asacol, o Asacol, come si chiama, mesalazina. Allora, non mi scrivo mai il nome e dove, comunque chiedo una risposta alla quale nessuno riesce a dare risposta, quindi vediamo se lei ci riesce. Metto le cuffie. Io sono celiaca da un paio di anni, le transaminasi altissime e B12 alta, probabili cause terapia, nessuno capisce perché transaminase alte sempre fino a 500. Allora, le transaminasi, la B12 vorrei sapere, alta che vuol dire? No, non me l'ha scritto, ha scritto alta. Vediamo se risponde. Perché su alcuni... Maria da Verbania. Ciao Maria, per favore dacci il numero della B12, per favore. Perché in base a quanto io ti posso elevata... dire qual è la causa. Sul discorso delle transaminasi, chi segue i celiaci si dimentica che i celiaci non hanno solo problemi col glutine. La celiachia è una malattia autoimmune, quindi ha dozzine di manifestazioni. Quindi a volte chi fa il medico non deve semplicemente alta 200. guardare... Cosa? La B12. 200? È bassa 200?
È non è bassa, alta. 200? Beh sì, di solito il valore minimo va da 131 a 180 a secondo dei laboratori. Il valore massimo va da 500 a 1200 a secondo dei laboratori, quindi ha una vitamina B12 bassa. Perché io posso avere la vitamina B12 bassa? Per esempio il mio stile di vita mi porta a tenermi molto lontano dai cibi che lo contengono, oppure la situazione dei villi intestinali. I villi intestinali sono così rovinati che non riescono ad assorbire la B12. Altra cosa, potrei avere un problema di gastrite atrofica o di gastrite autoimmune, in cui il fattore di Castol non viene prodotto, oppure Quindi cosa gli rispondiamo? Io 3-4 cose le ho dette e rimangono pure registrate. Va bene, allora, qui non mi mettono mai i nomi, grazie che non me ne mettete, vi chiedo di farlo ed anche da dove. Questo signore, presumo perché ho visto, non so se uomo o donna, comunque una coppia, dice: ho reflusso biliare, è favorito in persone senza colecisti? Il reflusso biliare è facilitato dalla colecistectomia. La colecistectomia è riconosciuta come un fattore che facilita il reflusso biliare, certo. Poi il reflusso biliare arriva nello stomaco e genera la gastrite e poi ti danno il gastroprotettore. Peccato che la bile sia alcalina. Quindi se la bile che arriva nello stomaco genera un ambiente alcalino e quindi favorevole sia ai batteri che arrivano da sopra, quindi bocca, esofago e cibo, sia ai batteri che arrivano da sotto, aggiungerci un inibitore di pompa protonica e rendere lo stomaco totalmente alcalino è proprio augurare a una persona una disbiosi di quella seria. Perché poi ce lo dovremmo dire, io avevo portato delle slide ma ogni volta qua non arriviamo a dirle tutte. Noi ad oggi lo sappiamo che quello che provoca il tumore del colon a destra, il colon di destra, sono i batteri che vengono dalla placca dentaria, il Fusobacterium mononucleatum, che producono biofilm e nel corso degli anni sfidano il sistema immunitario, il quale spara, si infiamma e genera il tumore. Stiamo guardando. Allora che cosa possiamo fare? E noi stiamo guardando a queste manifestazioni nell'esofago e nello stomaco, non è l'Helicobacter. Noi guardiamo l'Helicobacter, c'è una pletora, c'è la valle là di batteri, ma noi guardiamo solo l'Helicobacter. Quindi se l'Helicobacter non c'è, sei matto, sei ansioso, sei stressata, ti devi dare una calmata e arriva la prescrizione dello psicofarmaco. Ma andate a leggere quello che scrive Gasbarrini nel 2019, 4 anni fa. Perché nessuno guarda oltre l'Helicobacter? Perché non ci rendiamo conto che noi siamo ospiti di questo corpo e ospiti dei microrganismi? E lo sappiamo, cioè la letteratura c'è, ma mancano le linee guida. Siccome mancano le linee guida, ecco che nessun medico ti dirà che la rettocolite ulcerosa, il Crohn, il reflusso è legato al cibo. Perché manca la linea guida. Ma poi è facile, così una visita dura 10 minuti. Perché se io devo spiegare pure il cibo a una persona, se ne va 1 ora e mezzo. È giusto, Nicole? Questo è verissimo, ma purtroppo in realtà i tempi sono questi. Anche i tempi televisivi corrono, quindi brevissima pausa pubblicitaria. Poi abbiamo una signora alla quale rispondiamo, Anna da Monza, 51 anni, che soffre di IMO ed è un po' incasinata. Quindi rispondiamo dopo la pubblicità. A tra poco. Da quando ho scoperto la ioniterapia, la mia vita è cambiata. Il benessere parte dalle cellule. Ioniflex, energia vitale, grazie all'invio di ioni salutari direttamente alle cellule. Ioniflex, energia vitale, per una difesa naturale contro dolori, infiammazioni, allergie, virus e molto altro. Per riscoprire il benessere e fare un pieno di energia. Per tutti, anche per Fido. Ioniflex, energia vitale. Visitate il sito www.ioniflex.com. Resterete sorpresi. Regalati ogni giorno una cascata di ioni vitali. A casa come in vacanza, la tua ricarica di energia vitale. Dalla maestria dei laboratori Herboplanet nasce la gamma degli oli essenziali HT. Oli essenziali microincapsulati sotto forma di capsule gastroresistenti. Grazie alla tecnologia a lento rilascio, i principi attivi vegetali vengono assimilati in maniera stabile nel tempo. Oli essenziali microincapsulati prodotti a base di principi naturali per il benessere gastrointestinale. Herboplanet, filosofia antica e tecniche moderne. Azienda italiana di integratori ad alta qualità.
L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Nuovo Probiotic K Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Stanco? Stressata? MGKbis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGKbis Ricarica Plus, fai il vis di energia. Metalmark abbassa i prezzi. È arrivata la nuova collezione primavera-estate 2023, già scontata. Le offerte imbattibili a prezzi bassi tutto l'anno le trovi solo da Metalmark. Calzature, abbigliamento, intimo e pelletteria già scontati del 20, 30 e 40%. Cosa aspetti? Solo da Metalmark? Prezzi bassi tutto l'anno. Metalmark, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. Pellegrini Gioielleria e Argenti d'Epoca. Dal 1986 a Cremona. La risposta a ogni vostra esigenza nella vendita o acquisto di oggetti preziosi. Gioielli, argenti, monete e orologi a prezzi di investimento e con la massima disponibilità dai nostri esperti e consulenti. Stime e perizie prima e dopo l'acquisto. Pellegrini Gioielleria e Argenti d'Epoca. Originalità, qualità e possibilità di investimento a Cremona, in Galleria 25 Aprile. Una flora intestinale sana per un sistema immunitario forte. Equilibrio quotidiano con Extradophilus e Extradophilus Forte, grazie all'esclusivo complesso probiotico e FOS, selezionati per garantire la massima compatibilità e adesione alla mucosa intestinale. Lattobacilli e bifidobatteri ad alta potenza arrivano intatti nell'intestino e ripristinano la flora batterica. Richiedi i prodotti Natur in farmacia. Per te una promo speciale. Vai su natur.it, usa il codice Telecolor e riscatta il tuo libro omaggio. E scopri come rafforzare il tuo sistema immunitario. L'essenza del lusso a 5 stelle ad Abano Terme. Hotel Premier, dall'inconfondibile eleganza ed esclusività. Lasciatevi avvolgere dalle nostre piscine termali. Ci prenderemo cura del vostro benessere, garantendo comfort e tranquillità, anche grazie ai vari percorsi olistici. Visitando il sito scoprirete programmi esclusivi come il Burnout e il Rehab. I nostri chef infine vi delizieranno con proposte gourmet raffinate. Hotel Premier di Abano Terme, la gioia dei sensi. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma in farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Casella Macchine Agricole, dal 1954, a Carpaneto Piacentino. Da oltre 60 anni, leader nella produzione di impianti per l'irrigazione a pioggia, quali irrigatori semoventi e motopompe. Punto di riferimento nello spandimento ombelicale dei reflui, importatore ufficiale di Vervat, il semovente olandese, ideale per una gestione efficiente di liquami e digestati. Un team di oltre 150 persone, tutte con un unico obiettivo, la soddisfazione totale del cliente. Casella Macchine Agricole. L'attenzione all'innovazione è il nostro presente. Realizzarla è il nostro futuro. Metti al centro del tuo problema un'eccellenza. Dottor Saverio Ferrari Paravita. Tutte le novità in campo dentale, impianti zigomatici, implantologia a carico immediato, senza dolore e in tempi brevi. Risolviamo i vostri problemi. Possibilità di stabilizzare le vostre protesi. Offriamo tutta la nostra professionalità. Preventivi senza impegno. I nostri centri sono Brescia, Bergamo e Carpi. Numero verde gratuito 800 325 315. Dottor Saverio Ferrari Paravita. Accendi il tuo sorriso. A Piatena, vicino alla Valle dell'Oglio, la bottega del Seler. Il gusto della tradizione in un ambiente speciale. Per un pranzo conviviale o una cena particolare. La bottega del Seler. Vivi la tradizione. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Nuovo Probiotic K Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Triocarbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Triocarbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia.
preferisce la menta il dottore, menta piperita che tra l'altro è anche molto buona. Allora, rispondiamo un attimino, ultima parte di trasmissione, vi ringrazio perché ci state seguendo davvero in tantissimi, vi ricordo che siamo in diretta, avete continuato a mandare messaggi. Allora, abbiamo diverse domande alle quali rispondere, poi dedichiamo gli ultimi 10-15 minuti agli oli essenziali. Okay. Allora, Stefania, che chiama da Monza, ha una gastrite atropica, non digerisce nulla, ha eliminato vari alimenti, ha il colon più lungo del normale, anche la vitiligine, la tiroidite di Hashimoto. Cosa può fare a 52 anni? Allora, intanto il colon più lungo, no? Lo dicevamo un poco fa, un dolicocolon, questo è di solito un segno di qualche brutta infezione che è stata presa da piccoli. Di solito sono alimenti guasti che portano un colon più lungo o la costipazione. Se ha la vitiligine anche in questo caso è considerata una malattia autoimmune, quindi con la gastrite autoimmune ci sta tutta, perché questa donna non digerisce, ha sicuramente un problema nell'intestino, però se io non produco l'acido nello stomaco, come faccio a digerire le proteine? Quindi spesso la prima cosa da fare in questi pazienti è permettergli di assorbire la vitamina B12, quindi la famosa compressina che poco fa ne parlavamo rispetto a quel bambino di 8 anni, no? E questa compressina che si scioglie in bocca, una compressa ha la quantità di una puntura di vitamina B12, ma insieme con il fattore di Castor, quindi sciogliendolo in bocca entra. L'altra cosa è che si dovrebbe acidificare lo stomaco e in più capire che cos'è che ha portato, cioè qual è l'alimento che ha portato alla gastrite atrofica, perché sicuramente c'è un alimento che il sistema immunitario ha visto, non gli è piaciuto e sparando contro questo alimento, creando anticorpi contro questo alimento, alcuni di questi anticorpi assomigliano dannatamente a quelli dello stomaco. Quindi in questo caso gli unici due consigli proprio immediati, la vitamina B12 col fattore di Castor da sciogliere in bocca e acidificare lo stomaco. Già il cloruro di magnesio, no? il cloro del cloruro di magnesio stimola lo stomaco a produrre acido cloridrico, quindi senza per forza dover andare su un farmaco. Il cloruro di magnesio, proprio perché acidifica lo stomaco, ha anche degli effetti, chiamiamoli simili agli antibiotici nell'intestino. Questo se uno non vuole usare un farmaco, se no ci sono, per esempio c'è se non ricordo male, la betaina HCl, degli integratori di acido cloridrico che permettono, mentre acidificano lo stomaco, quindi permettono di digerire un po' meglio, hanno anche un effetto antibatterico, perché più è alcalino lo stomaco, più è frequente che si trovi lì una pletora di microrganismi non residenti, che stanno là perché è un bello spazio, ci arriva il cibo, chiamali fessi. Allora, la prossima domanda che le pongo sarà un po' anche l'argomento della prossima puntata, quindi lo anticipiamo, perché ci sono diverse persone che hanno aria nella pancia che non riescono a espellere. Questo è il problema di Maurizio da Brescia, che ha 63 anni, che ha sempre l'intestino infiammato, gli fa male a sinistra dello stomaco e non riesce mai a buttare fuori l'aria. Io ho una serie di radiografie che ho prescritto ai miei pazienti e porto spesso, ovviamente coprendo i nomi, nelle conferenze o quando faccio lezione agli osteopati. Ma radiografie in piedi, coricati? Radiografie sia in piedi che coricati. Di solito quelle migliori da un punto di vista diagnostico sono quelle in piedi. Ce n'è una in particolare che mi viene in mente che uso spesso, dove c'è un colon più lungo del normale, un colon trasverso. Posso mettermi in piedi un attimo? Certo. Lo dico più che altro per il cameraman. La seguiamo. Più o meno in un maschio... Stia fermo un secondo che arriviamo con l'inquadratura giusta, bene. Così vediamo. Allora, più o meno per un maschio metto la mano all'altezza del capezzolo e più o meno qua c'è il diaframma. Però se qua c'è il diaframma, qua c'è il bordo costale, ok? Se il colon è più lungo, sale, può arrivare qua, girare sul diaframma e scendere poi a sinistra. Quindi la parte più lunga è questa. Ma come fa un colon ad arrivare così in alto? È un dolico trasverso. Il dolico trasverso, per prendere spazio, si infila qua, ma si infila qua e si incastra tra la parete costale, la parete posteriore e lo stomaco. Sia lo stomaco che il colon trasverso si trovano sullo stesso piano e confliggono. Quindi quello che può succedere è che c'è un dolore in alto a sinistra, può arrivare all'ascella, può arrivare alla spalla. Nelle situazioni più gravi i pazienti descrivono un dolore fino al gomito.
di solito associato a un dolore a sinistra, chiamiamoli perni, sull'emitorace di sinistra e nella regione inguinale di sinistra, che sono un segno indiretto di dolico, cioè di colon più lungo del normale. Quando il colon è più lungo, però prende spazio nell'addome, perché anche una persona grassa comunque ha una cavità addominale limitata. Dietro c'è la schiena, sotto c'è il bacino, sopra c'è il diaframma. 3/4 del diaframma sono coperti dal fegato, poi ci sono i reni, il pancreas, le donne sotto c'hanno l'utero. Quindi questo spazio che viene occupato in più dal colon, di solito causa stasi fecale, quindi la cacca occupa uno spazio e meccanicamente frega spazio ad altri organi. 2 organi in particolare come lo stomaco e la vescica che non sono sempre pieni. Mentre il colon è sempre pieno di cacca, la vescica no. La vescica non è sempre piena di pipì, ma a un certo punto si riempie, a un certo punto se si sente in conflitto meccanico perché qualcosa preme, a un certo punto dice devo svuotarmi. Stessa cosa per quelli che hanno dolore dopo che mangiano. Lo stomaco è vuoto e quando lo riempo col cibo, questo cibo entra in conflitto meccanico con la cacca che è presente per esempio a sinistra. Questo tipo di evidenze che prima erano molto più frequenti perché non avevamo colonoscopie e gastroscopie, quindi molto spesso i pazienti venivano sottoposti a esami radiologici come il digerente completo, come il crisma opaco del colon, per cui si vedevano meglio queste cose. Con l'avvento della gastro e della colonoscopia, sicuramente esami meravigliosi perché vedi, devisula la mucosa e puoi anche andare a guardare col microscopio facendo una biopsia, però quando tu giri con un colonoscopio all'interno del colon, tu non sai quanto è lungo e non sai in quel punto dove sei, in che punto dell'addome sei, non lo puoi sapere. Potrebbe essere qua, o per esempio quelli che hanno dolore a destra, di solito quelli che hanno dolore nel bordo costale, esatto, che cosa c'è qua? Qua c'è il fegato, che è un paraurti per il diaframma. Allora il colon sale e a un certo punto se è lungo o se è disteso fa così, segue il bordo del fegato e dietro il colon c'è il duodeno e dietro il duodeno, al lato del duodeno c'è il rene. Quindi quando si ha un dolore nell'ipocondrio di destra, uno subito fa l'ecografia, cerca il rene, cerca il fegato e cerca la colecisti e dice no, ma la colecisti è normale, il fegato è normale, il rene è normale e nessuno pensa che c'è il colon e dietro il colon c'è il duodeno. Non si vede comunque dall'ecografia. Bisognerebbe quindi fare una radiografia. O ci vuole qualcuno che abbia una grande capacità di vedere i visceri, perché c'è una scuola italiana di radiologia che fa dei corsi speciali per vedere i visceri. Però dall'altro lato, quando sei in pronto soccorso, devi fare un'ecografia veloce perché il sospetto che il paziente abbia un brutto male, oppure quando sei in ambulatorio e fai un'ecografia di tutto l'addome, spesso ti dicono non vedo niente perché sei pieno di aria. Bene, quell'aria dentro quale organo è? E se questi organi, che sono pieni di aria perché sono distesi, bloccano l'arrivo dei raggi dell'ecografo, io non riesco a fare diagnosi. Non ci arrivo. E quindi a questo signore cosa diciamo? Proprio... se fosse un mio paziente e potessi dare un consiglio o parlare con il suo medico curante, prescriverei una radiografia del digerente superiore. È un esame autorizzato da ILEA, è prescrivibile, è un esame senza nessun tipo di preparazione, non ti infilano tubi né sopra né sotto, ti fanno bere un liquido che blocca i raggi X e quindi ti fa vedere la gola, l'esofago, lo stomaco. Ma per contrasto, siccome questo liquido rispetto ai raggi X risulta bianco, tu vedi il colon in nero. Quindi per contrasto vedi tutto diciamo, dal diaframma fino al bacino e quindi hai una mappa molto ricca e puoi capire, alcune cose le puoi capire, altre le puoi intravedere, ci vuole un occhio allenato. Lei ce l'ha questo occhio allenato? Me lo sono dovuto fare a partire dalla sala operatoria. Io ricordo il mio primario di Parma, professore Tamborrino, che quando io operavo, insomma ero in secondo, terzo in sala operatoria, mi diceva Prince, perché ero Prince io, devi scendere giù in radiologia perché c'è un paziente che stiamo seguendo e non mi fido dei radiologi. E io non ero contento di dover lasciare il tavolo operatorio, però là ho imparato sui grossi monitor della radiologia, ho imparato a vedere le TAC, piccole così, no, perché noi avevamo le lastre
E quindi ho imparato a fare diagnosi guardando le lastre così. Passare da Palermo, le lastre così, ai grossi monitor di Parma ha arricchito la mia capacità di vedere. Bene, allora, scusi, dottore, proprio velocissimo in un secondo perché ho risposto a quella signora, le rispondiamo, poi dedichiamo 10 minuti agli oli essenziali. Anna da Monza ha un IMU e mentre faceva terapia con rifaximina e metronidazolo, che non è stata efficace per l'IMU, ho sviluppato un'infezione ai genitali esterni. Ho eseguito un tampone ed è risultato positivo per Enterobacter aerogenes. Potrebbe essere utile, cioè potrebbe essere lui a produrre gas nel tenue? Che oli essenziali consiglia? Allora, se quel batterio è arrivato nelle urine o a livello genitale, non è nell'intestino tenue ma nel colon. L'IMO, quindi la sovraccrescita metanogena, sono batteri del colon che risalgono nell'intestino tenue in direzione dello stomaco. Ovviamente nella migliore delle terapie c'è sempre lo stesso farmaco, cambia il nome, ma è rifaximina, ma a livello commerciale è frequente tanto il famoso integratore di vitamina D che è sempre lo stesso, quindi la rifaximina ha sempre lo stesso nome commerciale e il metronidazolo è una bomba atomica che tu utilizzi quando hai dei parassiti come la giardia, come la blastocisti. Quindi se questi due farmaci facciamo finta che sono inefficaci nei confronti dei metanogeni, ma sono efficaci nei confronti di qualcun altro, ti vanno a distruggere l'equilibrio del microbiota, vanno a modificare la qualità e la composizione del microbiota e per caso arriva l'infezione genitale. Nel caso di un'infezione di quel tipo le daranno l'ennesimo antibiotico, ok? Ovviamente, o ovuli o altre cose, per cui questo è il classico caso di quello che vedo io nelle donne con le cistiti croniche recidivanti. Prima l'antibiotico A, poi l'antibiotico B, poi l'antibiotico C, poi arriva la candida, poi gli dai l'anticandida e rispunta il batterio A o il batterio B e allora gli dai di nuovo l'antibiotico. Su questo proprio sto dedicando un capitolo del libro che pubblicherò con Mondadori a settembre, proprio su questo. Perché se noi capiamo che possiamo fare la pulizia di un intestino senza distruggere il microbiota e quindi evitando alle donne, giovani o meno, il ricorso continuo a visite mediche, a visite ospedaliere e a farmaci, noi stiamo aiutando il sistema sanitario ad essere meno certo, meno, visto che è la prima voce in capitolo sia in Regione Lombardia che nelle varie regioni. Però ti dicono che non devi più prescrivere la vitamina D. La vitamina D, vuoi sapere perché oggi siamo arrivati al punto che non la vogliono più prescrivere? Perché nel 2017 o 2018 era la prima voce di spesa in Italia del farmaco, della top 10 dei farmaci prescritti c'era quella vitamina D di quell'azienda lì, per un 380 milioni di spesa l'anno. Allora loro hanno detto dobbiamo risparmiare e sai com'è, quando sei in un ministero il più intelligente di quelli fa tagli lineari, il più intelligente, quindi dice senti dobbiamo abbattere la vitamina D, come facciamo? Diciamo che è pericolosa, incominciamo a dire ai medici di famiglia che se la prescrivono gli facciamo una multa e così è stato. I medici di famiglia non la possono prescrivere perché gli arriva la multa. Ma perché dicono la vitamina D non va prescritta? Perché si è dimostrato che non funziona nell'osteoporosi, certo, perché non gli dai il magnesio, perché andiamo a cercare 8 donne su 10 che sono carenti di magnesio, andiamo a cercare la causa dell'osteoporosi, gli dai chili di vitamina D, non 25.000 unità una volta al mese che sono inutili, non 50.000 unità al mese che sono inutili, e anche mio figlio di 13 anni ne prende 50.000 al mese, non ti dico quanto ne prende mio figlio, però se tu non gli vai a dare il magnesio, se tu gli dai il magnesio, come fai a tornare indietro rispetto? Quindi è chiaro che quegli studi che vanno a cercare solo la vitamina D non trovano nulla. Peccato che poi la vitamina D ha 1 milione di funzioni, 1 milione. E quindi tu vai a vedere non funziona con l'osteoporosi. Quindi queste persone che cosa fanno? Andranno... Quanto la vitamina D? Non te lo dico. Sono indiscreta e curiosa. No. Citerei un mio amico che dice io mi faccio tot migliaia di unità al giorno di vitamina D, è sempre stata 180 e sono felice. Io dico, beh, felice tu. Cosa succede poi alle donne in osteoporosi? Perché c'è l'altro lato, visto che c'è l'integratore di vitamina D più prescritto in Italia, sempre con lo stesso nome, l'antibiotico più prescritto in Italia, sempre con lo stesso nome, poi c'è la puntura di ormoni prescritta in Italia, sempre con lo stesso nome per l'osteoporosi.
capisci? Ho capito il quadro, certo. Un dubbio gli può venire, no? Allora, rispondiamo anche alla signora, perché comunque lei chiedeva che cosa, quali oli essenziali potrebbe assumere. Oddio, l'ho già persa. Vabbè, comunque andiamo avanti, perché abbiamo 10 minuti. Se fosse una IMO che non è stata trattata con 2 megafarmaci come quelli, io ti direi olio essenziale di menta come se piovesse. 2 o 3 compresse al giorno anche per 3 settimane. Ripetendo poi il Brit test per assicurarci che il metano è calato, perché noi abbiamo la possibilità in maniera non invasiva di andarla a misurare se abbiamo avuto efficacia. Dopo quello che è successo, e io non so più che cosa c'è in quell'intestino, se mi posso permettere di fare un pezzettino di pubblicità alla Carla Marzetti, al Valsambro, il laboratorio Valsambro di Bologna riceve, tramite Corriere da tutta Italia, tamponi vaginali, campioni di urine, campioni fecali, e va a testare chi c'è là dentro, cioè va a guardare i batteri sono là dentro, fornendo un aromatogramma, cioè quale, ovviamente anche l'antibiogramma, perché per legge loro fanno antibiogramma, antimicogramma e aromatogramma, ma ti dicono abbiamo trovato questo cattivone, come lo ammazziamo? Con questo, con questo, con quello. Quindi questo proprio per essere più puliti e precisi possibili. Veniamo agli oli essenziali, spieghiamo proprio velocemente, abbiamo 7 minuti, no, 7 minuti a disposizione, quindi dobbiamo fare una carrellata velocissima. Ah, ecco, partiamo con, ti ricordi in basso a sinistra c'è pompe protoniche, perché le pompe protoniche del batterio vengono bloccate. Non mancano mai per l'elicobacter. In alto a destra l'ureasi, cioè l'enzima che permette all'Helicobacter pylori di colonizzare lo stomaco. Quindi amiche e amici che mi state sentendo, la ricerca dell'Helicobacter nelle feci e nel sangue non vi dice dov'è, perché potrebbe essere nell'intestino. Solo il Brit test e la biopsia gastrica vi dicono se è nello stomaco. In più il biofilm che va distrutto, ora se passiamo avanti, il biofilm, ci sono più oli essenziali che riescono a distruggerlo, mi pare che la prima diapositiva fosse la lavanda. La lavanda, di nuovo troviamo lo Staphylococcus aureus meticillino resistente, gli enterococchi, gli Escherichia coli resistenti alla piperacillina, la Shigella, l'Haemophilus influenzae, cioè la lavanda fa un botto di roba, lasciando perdere l'aromaterapia, il lavoro che fa sull'ansia, sul sonno, eccetera. Addirittura funziona come l'amoxicillina, che è molto forte come antibiotico. Sì, in quei batteri che sono resistenti all'antibiotico, la lavanda funziona uguale o meglio. Allora me lo devo prendere subito, perché mio figlio gli dovevano prescrivere l'amoxicillina, ma è allergico, ha avuto una grossa reazione. No, quindi... hai un'alternativa. Poi se andiamo avanti, dopo la lavanda, l'issopo, che è stato visto, testato sia su gram positivi che su gram negativi, anche l'Escherichia coli, e inibisce il biofilm, quindi ha un'attività antimicrobica e antibiofilm, soprattutto contro i batteri che hanno acquisito resistenza agli antibiotici convenzionali. La diapositiva dopo. Ma di questo c'è dell'issopo, la capsula? L'issopo fa parte di una capsula dove c'è anche la lavanda e l'abete bianco. Ok, andiamo avanti. L'origano maggiorana testato per esempio su 9 ceppi di Helicobacter pylori con attività antimicrobica in vitro, oltre che Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Citrobacter. Noi stiamo parlando qua dei più frequenti batteri contro cui viene utilizzato il famoso antibiotico, sempre con lo stesso nome. Andiamo avanti, dopo l'origano, l'abete bianco, testato in questo caso bellissimo, su 22 ceppi di Helicobacter, anche quelli resistenti ad almeno un antibiotico, e inibisce l'ureasi. Oltre che le persone che lo usano. Quale tipo di patologia va bene questo? Io lo uso sull'Helicobacter, ma l'abete bianco anche su alcune infezioni urinarie. Alcune donne mi dicono: dottore, dopo che ho provato questa compressa, le urine hanno cambiato odore. Io ho detto: va bene, vuol dire che il bagno avrà un odore di tipo diverso. Non so cosa c'è dopo l'abete bianco. A meno che abbiamo finito le nostre slide, vediamo. Così poche ne avevo portate. Ne avevamo così poche, dottore. Siamo arrivati quasi a conclusione di trasmissione. Okay. Cosa facciamo? Rispondiamo a... Mamma mia, quanti messaggi. Abbiamo 3 minuti e mezzo, a meno che nella prossima trasmissione noi non facciamo tutte domande e risposte. Concludiamo.
Qua chiedono i nomi, vabbè, anche chiedono tutti nomi i nomi dei prodotti verranno e- forniti a sì. Micol a fine trasmissione. Vedrò quello che riesco a fare. Ecco, questo qua per esempio, vediamo, soffro di emorroidi e raga di anale, ho trovato rimedio con un lassativo di cerbe, lo assumo da 4 anni e ho paura di smettere per non ritornare con vecchi problemi, volevo sapere cosa rischio, grazie. Mauro da Nelle Roma. 10 erbe, se non ricordo male, ci sono delle piante che funzionano perché sono irritanti dell'intestino. In letteratura l'utilizzo di queste piante in cronico, poi quando si fa una coloscopia si vede la cosiddetta melanosi colica, ovvero la colorazione della mucosa rosea dell'intestino, del colon, diventare scura. Ci sono alcune cose in letteratura che fanno riferimento a brutte malattie se uno utilizza queste piante per tanti anni. Ok, vediamo in un minuto se lei è brava a rispondere. Sono tanti siciliani che la amano. Ogni tanto. Si Ma vede anzi che- anche dei maschi, è strano. No, questa invece è Marilena da Catania, 32 Marilena. anni, soffre di colon irritabile da quando aveva 16 anni, con alti e bassi. Adesso è da ottobre 2022 che ho diarrea tutti i giorni, da marzo dolore al fianco ad aria, ed in questi giorni sto assumendo dei farmaci tra cui Obimale, Sindrocol e Pariet per il bruciore al petto, da reflusso, e faccio un'alimentazione food map. Ho spesso anche bruciori vaginali e tanta sete, sto assumendo la vitamina D perché ho il pH alto. E cosa può essere tutto ciò che controlli Quindi, prima posso cosa, fare? il Prima PTH del Pariet, per PTH mese ho alto. assunto Gaviscon. Perché il PTH alto? Il PTH alto, allora, è il paratormone che sta prendendo i sali dall'osso. Perché li sta prendendo dall'osso? Perché io sto perdendo magnesio con la diarrea. Quindi quella vitamina D funziona un'anticchia se non dà il magnesio. Però c'è una cosa interessante che tu leggevi. Invece di utilizzare il farmaco A, prima utilizzavo il farmaco B. Me lo ripeti? Poi dice, prima del Pariet per mesi ho assunto Gaviscon in modo continuato per via del bruciore al petto. Il Gaviscon, ora ovviamente non c'è nessuna relazione scientifica che dimostri che l'alginato di sodio, ovvero il sale di alluminio, l'alginato di sodio, possa creare dei danni, perché l'alluminio è un noto neurotossico e dopo il mercurio e dopo il piombo l'intossicazione d'alluminio è quella più brutta. Questo si vede però, essendo un neurotossico, no? Non si possono fare dei lavori scientifici sugli esseri umani perché sarebbe antietico dare a una persona qualche cosa che è neurotossico, giusto? Però uno, se vuole andare a vedere quel farmaco, in particolare nella versione Advance, se non ricordo male, una dose da 10 ml ha 1 grammo di alginato, che vuol dire che usarlo 2-3 volte al giorno significa 3 grammi di alginato. Fra le cause di carenza di magnesio c'è l'alluminio, gli inibitori di pompa protonica e la diarrea. Tra i sintomi di sintomi lievi di carenza di magnesio c'è la resistenza alla vitamina D, tra i sintomi gravi c'è la resistenza del paratormone. Questo, e non so che cosa c'è in quell'intestino, perché quando ti dicono colon irritabile può essere di tutto, a volte è un modo veloce per buttare fuori un paziente dal proprio ambulatorio e non rispondere alle domande. Perché che cacchio vuol dire? Scusami, io ho il colon irritabile, che vuol dire? Io non capisco. Penso che tutti ce l'abbiano il colon irritabile perché Ti sentendo dicono, in giro... pancia gonfia. Allora, dolore di pancia gonfia, alterazione dell'alvo. Noi ce ne andiamo a fare una grigliata, mangiamo troppo, io ho la pancia gonfia, mi fa male e poi ho la diarrea. E allora ho il colon irritabile? Poi, questa signora ha diarrea da tot mesi. Ok, quindi che tipo di intestino irritabile è? Intestino, no colon. È di tipo diarroico o è una diarrea funzionale? Prima come andava? E che è successo a 16 anni? Cioè tutte queste domande, se io e tu fossimo investigatori, no? Con il cappello da investigatore, la pipa e la come si chiama, la lente di ingrandimento, non ce le faremmo tutte queste domande? Sì. Che è successo a 16 anni? Allora, grazie dottore, grazie anche a tutti voi. Battuta conclusiva? Lei è anche siciliano, io mi diverto moltissimo, devo dire che ricevo tantissime mail, ma le sue sono sempre le più divertenti, perché ha proprio questo humor. Questo è il futtitini, è tipico del sud del Mediterraneo. Una battuta finale. Quando noi abbiamo scritto il libro Ascolta la tua pancia è perché il medico che fa diagnosi di malattia gastrointestinale funzionale lo fa basandosi sui sintomi, perché tutto il resto è negativo. Quindi noi che diciamo alle persone? Se tu ti ascolti e sai qual è il cibo che ti fa acido, qual è il cibo che ti fa venire diarrea,
qual è la relazione tossica in cui vivi che ti fa star male, è la famiglia, è la suocera, è il capo ufficio, eccetera. Quando tu ci porti queste informazioni noi capiamo e ti restituiamo un'informazione. Invece se tu non ti ascolti, e succede 1 o 2 volte al mese, uno dice ma senti, ma questa cosa non me lo ricordo, ma questo non l'ho mai fatto caso, mi dispiace, se tu pensi che capisco da un'analisi del sangue qual è il tuo problema, mi hai scambiato per un altro. E quindi imparate che esistono cibi nutrienti e cibi guasti, imparate che esistono relazioni nutrienti e relazioni guaste e imparate a ricordare che se voi state bene, se tu che mi stai ascoltando, tu stai bene, il tuo benessere è contagioso e fa stare bene gli altri. Dall'altro lato, se vivi una vita, scusami, da un punto di vista emozionale, di cacca, le persone che ti stanno attorno, secondo te, di quella qualità di vita tua, che cosa prendono? Quello che gli hai dato, quindi non dico la parola. Bene, dottore, grazie mille per questa riflessione. Che poi è sempre l'argomento, no? La cacca e le feci. La parte psicosomatica qua ce la dobbiamo discutere con il dottore Rodaro. Bisogna guardarle, molti non le guardano, invece le feci vanno guardate. Io le guardo sempre, anche quelle dei miei figli. Io quelle degli altri no, le mie sì. Io quelle dei miei figli sì. Grazie mille. Grazie. Vi ricordo che l'appuntamento è stato in diretta. Noi ci rivediamo ancora il mese prossimo con il dottore, sicuramente ci porterà degli argomenti molto interessanti. Vi ricordo che se volete rivedere la puntata, riprendendo appunti e ascoltarla, potete farla sul nostro sito internet dove trovate anche riferimenti del dottore che ci è venuto a trovare. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a voi, Mese buona prossimo serata, ci rivediamo, arrivederci. grazie.